Guardate come siamo partiti questa mattina, dove vi ho portato ancora prima di svegliarvi, perché sarà un risveglio bellissimo, un risveglio che fa riflettere sulla bellezza del nostro territorio. Cosa abbiamo a 2 passi da casa? Venezia. E cosa fanno a Venezia? Fanno cultura a Venezia. E come? Con l'arte. L'arte anche della musica. Io ringrazio e saluto il direttore generale del Teatro La Fenice di Venezia, il dottor Andrea Eri. Buongiorno grazie, Mirella. Veramente grazie soprattutto per queste immagini, per questa musica che ascolterete, che lui gentilmente ha concesso a Sveglia Veneti di poter mandare in onda. E per me è un'emozione, perché voi capite cosa vi faccio vedere questa mattina, ma non solo. Abbiamo anche Giuseppina Zanin, vicepresidente Associazione Amici di San Patrignano, che io ringrazio tantissimo, anche Giuseppina, queste mamme, queste donne che hanno deciso di metterci la faccia per capire cosa sta succedendo nella società, nella comunità, il girarsi dall'altra parte. Quello è un drogato, non lo voglio vedere, non voglio capire, non voglio niente, perché questa è l'etichetta che noi mettiamo subito. Noi subito mettiamo le etichette, voi sapete che io le odio, tanto è vero, dicevo ai miei ospiti graditissimi, che io non chiamo disabili, io li chiamo diversamente agili, perché anche ieri sera c'è stata questa mostra a Macerata sul Piave ed è stata una cosa bellissima. Vedere, parlare, sentire queste persone che dicono guardate che io ci sono, perché sono loro che hanno trovato il nome, che hanno deciso di chiamare così la mostra, perché sono stanchi di essere relegati come persone che non sono una risorsa, sono un problema per qualcuno, perché loro rallentano, non possono lavorare come gli altri. Invece non è vero, lavorano meglio degli altri, forse anche di più degli altri. Però si ha paura. E perché si ha paura? Perché si ha paura di tutto, del diverso. Cos'è il diverso? Dopo chiederemo a Giuseppina, per lei che vive la quotidianità con cosiddetti diversi, no? Dalla società. Però adesso Andrea Eri, spieghiamo, direttore, cosa abbiamo visto, queste immagini bellissime di questa meravigliosa piazza San Marco. Prego. Buongiorno, buongiorno a tutti i telespettatori e tutte le telespettatrici. Allora, quello che abbiamo visto è stata una serata fantastica. Io devo dire, è 10 anni che ho il grande onore di poter servire questa istituzione, però serate come questa veramente ne ho passate a livello di emozione molto poche. Perché? Perché per la prima volta, dopo la sua scomparsa, abbiamo voluto portare in piazza San Marco il genio di un talento mondiale, che è Ennio Morricone, e come tutti i talenti noi non li celebriamo abbastanza. In Italia siamo sempre pronti a dimenticare subito, quando in realtà il genio e il talento italiano sono quelli che sono apprezzati e ben voluti in tutto il mondo, e noi sembriamo quasi non accorgercene. Quello che abbiamo voluto portare, Mirella, è stato, per così dire, lo definirei un Morricone segreto. È un progetto che nasce attraverso una telefonata che mi fece più di un anno fa Caterina Caselli, che ho incontrato e che ho apprezzato come persona di grande sensibilità sotto tutti i punti di vista, e la quale disse: sono tantissimi anni che non si considera Morricone se non come accompagnamento ai film, ma in realtà è stato anche una persona per cui la musica e la composizione assoluta, quindi non di accompagnamento ad altre cose, è stata una questione molto importante, tra cui scrisse quasi a ridosso della caduta dei muri nel 1988, sapete che poi nell'89 sono cadute le cortine di ferro e quindi è finita, per così dire, definitivamente la guerra fredda, scrisse una cantata per l'Europa, quindi una sinfonia, una cantata proprio di 33 minuti con delle voci recitanti che si inframmezzavano con la musica in 3 momenti, che erano quelli, pensate, della speranza. Secondo Morricone, già Dante vedeva all'interno del nostro continente un qualcosa che unificava. Le singole parti, non si parlava ovviamente ancora di stati, ma lo vedeva anche all'interno degli autori romantici come Victor Hugo, per esempio.
un secondo momento che è quello dell'ammonizione e un terzo momento che era quello della speranza. E abbiamo pensato di, grazie anche al sovrintendente, nuovo sovrintendente Colabianchi, che ha creduto, che salutiamo anche, certo, assolutamente, certo, in questo, che ha creduto in questo progetto, di portare, in un momento in cui l'Europa sta vivendo un momento così critico ed è così fragile. Secondo noi, appunto, la musica è uno straordinario strumento di narrazione, anche e di ammonizione riguardo a quelli che sono stati i nostri valori fondanti, e quindi ci sono state le voci recitanti che hanno dato le frasi più famose di Adenauer, di Schumann, di De Gasperi, di tutte le persone che sono stati i padri della nostra Europa. E con questo l'abbiamo abbinato ai brani più celebri, ma anche, se vogliamo, al Morricone un po' più segreto, che abbiamo chiamato. Quello che si conosce poco, che pochi conoscono. Quello che si conosce meno o che comunque non viene rappresentato. Per esempio, la trilogia del West chiaramente è quella, credo, più rappresentata di Morricone, ma facendo noi, occupandoci come istituzione pubblica di un servizio che riteniamo pubblico, abbiamo voluto fare e portare in piazza dell'altro, e siamo stati molto felici perché il risultato è stato un risultato straordinario, quindi di oltre, pensate, 4.000 persone alle quali abbiamo pensato in maniera diversa. Tu parlavi di diversità, ma esistono anche diversi segmenti, diversi target di persone, no? Non deve essere Piazza San Marco solo appannaggio di coloro che si possono permettere biglietti diciamo molto impegnativi, come spesso succede. Quindi abbiamo fatto una promozione per tutti i giovani con il nostro progetto Under 35. Abbiamo portato in piazza con 25 euro, quindi al prezzo, permettetemi, di un cinema o quasi, centinaia e centinaia di giovani che hanno potuto vivere questa musica e non rimanerne fuori. Io ringrazio soprattutto per le parole. Voi avete sentito la parola che ha usato il direttore, dottor Andreeri, a servizio del mio lavoro. Allora, io chiederei ai politici che in questo momento mi stanno ascoltando, e so che ci sono, che anche sabato andiamo anche bene oggi, o se no mi vedranno questa sera sul telefonino per dirvi chissà cosa ha detto Mirella oggi, andiamo a vedere, che noi vogliamo il politico a servizio del cittadino, perché noi questo politico lo paghiamo. Io lo dico tutte le mattine perché siamo stanchi, noi che siamo in tanti, come dice il direttore generale Andreeri della Fenice, che cerchiamo di aiutare, cerchiamo di mettere la goccia, cerchiamo di dare quella serenità alle tante fragilità che incontriamo tutti i giorni. Non ci vogliono, anzi stanno cercando di decimarci. Come? Con la burocrazia, con i costi, perché noi paghiamo per fare i volontari, cioè mai è successo, paghiamo per fare i volontari, subiamo i controlli, perché ci sono i furbetti, i furbetti vanno scovati, da noi sono i furbetti. Andate in politica a vedere che furbetti ci sono, perché capite che se il mondo del volontariato comincia a ribellarsi, guardate che non ce ne sarà per nessuno, perché è quello che tiene in piedi il paese. Le grandi Olimpiadi di Milano Cortina, strapagate, se non ci fosse stato il mondo del volontariato, pagato zero o niente quasi, non sarebbero riuscite. Sono state loro che hanno tenuto in piedi le Olimpiadi, il volontario, il mondo del volontariato, l'avete sentito, l'hanno detto qua. Eppure disturba questo mondo, perché toglie visibilità secondo loro. Invece di fare squadra mettono impedimenti, burocrazia, devi pagare, devi, sempre di più, poi anche l'ultimo decreto, il Presidente ha 1000 responsabilità. Allora, cari politici, guardatevi allo specchio al mattino prima di uscire e guardate veramente chi siete e invece chi è che veramente lavora per il Paese, per migliorarlo, per dare serenità. Cosa ne pensi? So che sono stata dura, Giuseppina Zanin, però delle volte ci vuole.
ci vuole perché se qualcuno non inizia ad alzare la voce in questo territorio, in questo Veneto anche razzista, come dice sempre Mirella, anche se mi dicono che non è vero, Mirella, cos'è? No, io lo dicono senza problemi. Anzi, se qualcuno vuole confrontarsi, visto che l'ho vissuto sulla mia pelle, so cosa vuol dire, perciò è inutile che venite a dirmi che non è vero. Cosa vuoi dire? Dopo quello che hai sentito della bellezza che abbiamo nel territorio, quello che si potrebbe fare con i giovani, avvicinarli, poi sentiremo i progetti del direttore, cosa fa già con i bambini, perché è là il nocciolo duro. Non puoi iniziare a 15, a 18 anni a far capire cos'è l'arte, la musica, la bellezza. Devi iniziare da piccolo e racconto sempre, lo dico anche al direttore Andrea Eri, quel mio amico che era al bar col nipotino, dice Mirello te lo racconti tutte le mattine? Sì, tutte le mattine lo racconto, 4 anni, che prende il nonno, lo piglia la giacca e dice nonno, guarda che c'è un Picasso sulla parete, un Picasso sulla parete, vieni nonno a vedere, 4 anni. Infatti c'era una stampa di Picasso. E perché il bimbo l'ha riconosciuto? Perché la mamma lo porta a musei, lo spiega, gli fa vedere cosa vuol dire il quadro, la bellezza, riconoscere. Allora capite che non è vero che il bambino è piccolo, non capisce, no, forse capisce più a 4 anni, infatti, che ha un cervello che è come una spugna che assorbe. Cosa vuoi dire Giuseppina? E presentati. Allora, buongiorno, io sono Giuseppina, sono felice di essere qua perché so che la Betty viene spesso. Elisabetta Rizzetto. Sì, Elisabetta Rizzetto, che è la presidente dell'Associazione Amici di San Patrignano di Treviso. Io sono la vice, ma non vuol dire niente. O siamo obbligati ad avere dei titoli anche nel mondo del volontariato. Siamo anche i referenti, se posso parlarne 2 minuti, dello sportello Amici di San Patrignano di Gaiarine, voluto fortemente dal sindaco Diego Zanchetta, che è uno sportello che copre tutto lo Pitergino ed è un numero di telefono dove le persone ci chiamano, noi rispondiamo, diamo consigli, spieghiamo, diamo supporto intanto iniziale e poi indirizziamo le persone dove meglio pensiamo abbiano aiuto, abbiano un supporto. Stiamo parlando di persone che fanno uso di droga. Di sostanze. Diciamo che oggi non siamo più solo sulle sostanze, abbiamo le sostanze, l'alcol, sostanze e alcol e gioco. Gioco d'azzardo. Gioco d'azzardo. Allora, noi siamo un paese bellissimo, io ho vissuto tanti anni all'estero da giovane, ma credo che come l'Italia, per cultura, per conoscenza, per tutto, cioè non ce ne sia per nessuno. Tanta roba in Italia. È vero anche che però viviamo in una regione dove al primo posto c'è il lavoro, gli SCEI, ok? E tralasciamo tutto il resto, quindi la cultura, i figli che affidiamo a tutti, perché spesso non possiamo permetterci magari di stare a casa e stiamo riscontrando che i ragazzi sono soli. Noi lavoriamo con gli adulti perché come associazione non possiamo accogliere i minori, accogliamo le famiglie, diamo supporto alle famiglie e però possiamo aiutare solo i maggiorenni che ci chiedono aiuto per entrare in comunità, poi lì c'è tutto un iter. Quello che noi ci siamo accorti è che non possiamo aiutare i minori perché? Perché quando i ragazzi giovani cominciano a fare uso di sostanze o alcol, e non lo dico io, lo dice la scienza, lo dicono i medici, il cervello si fonde, cioè il cervello subisce dei danni enormi perché loro sono in età evolutiva e spesso le famiglie non se ne accorgono. Magari non se ne accorgono perché non sanno, non conoscono questo mondo e tutti i giorni si segnalano sequestri di droga. Tonnellate. Ma non se ne parla abbastanza e non se ne parla nel modo giusto, perché qua stiamo edulcorando una situazione che noi che la viviamo è difficile far capire agli altri, guardate che siamo veramente messi male. Il sindaco Diego Zanchetta ha partecipato l'anno scorso a uno studio, lui sa i dati, io non me li ricordo purtroppo, di un questionario anonimo fatto su 4.000 studenti della provincia di Treviso, quello che ne è uscito è un disastro. Okay? E gli adulti non se ne stanno accorgendo.
Quindi noi come associazione, come mamme, come papà... Ve lo dico io il numero. Eccole. 3 su 4 usano sostanze. Perfetto. Quindi noi abbiamo puntato, oltre ad aiutare chi ci chiede aiuto, dove possiamo effettivamente aiutare, ci stiamo detti cosa facciamo, non possiamo girarci dall'altra parte. Noi abbiamo dei ragazzi che dalla prima media già hanno la sigaretta elettronica in tasca, ok? I genitori non sanno che c'è un mondo di questi liquidi nel dark web, che loro ci arrivano dappertutto. Non sanno che spesso il genitore dice ma sì, cosa vuoi che sia una canna, l'ho fatta anch'io. Sì, ma le canne che ci sono adesso sono tutte geneticamente modificate, il principio attivo è amplificato, creano dipendenza immediata. Le pasticche, cose sintetiche che bruciano il cervello con una sola pastiglia, tutto ciò bisogna portarla fuori, bisogna che gli adulti, sono gli adulti che si devono occupare dei ragazzi, non solo noi che il problema l'abbiamo risolto, perché potremmo anche fregarcene, no? Noi abbiamo risolto i nostri problemi, continuiamo con la nostra vita, ma la nostra coscienza per quello che stiamo vedendo ci impedisce di farlo, perché da noi in associazione noi abbiamo delle famiglie che hanno avuto figli nati sani e oggi a causa della droga sono diversamente agili, come dici te, e saranno per sempre in carico alla famiglia, alle istituzioni, perché non sono stati fermati in tempo. Ma non solo, Giuseppina, io aggiungo, e chissà che qualcuno riesca a capire l'importanza delle parole di Giuseppina e degli esperti che io invito in trasmissione, ci sono ragazzi che a 18 anni girano col pannolone e non possono più essere recuperati. Questo l'ha detto l'esperto qui da Mirella. Perciò quello che sta facendo Giuseppina con le altre mamme, con gli altri papà, con gli altri genitori, con San Patrignano, è fondamentale. Perché stanno cercando, eccolo qua, di mettere la pezza su un qualcosa che sta diventando una voragine. Già ne abbiamo pochi giovani. Se cominciamo anche a perderli per la droga, per l'alcol, per il gioco d'azzardo, perché si fumano il cervello, guardate cosa fanno, non potete dire che sono normali le azioni che fanno. Esatto. Vi ricordate che ho detto che ho incontrato queste 3 ragazzine all'1:30, alle 2 avevo finito la trasmissione, dovevo andare in centro sotto la loggia dei Cavalieri Strafatte, 13 anni, 14, non appena uscite da scuola. E sono l'unica però che si è fermata. Tutti quanti si allargavano, nonostante vedessero, e sono state anche violente, ma me l'aspettavo perché come te anch'io ho fatto sfortunatamente per aiutare i percorsi, e quando ti avvicini devi sapere come avvicinarti perché diventano aggressive, la prima cosa ti affrontano, no? E ho chiamato chi di dovere, ma io però, tutte le persone che passavano si giravano dall'altra parte, evitavano. Ma come eviti? Può essere tua figlia, tua nipote, fermati a vedere cosa sta succedendo. E qua cosa subentra? La paura, ma più che la paura mi combatta, perché mi devo impegnare nel momento che mi fermo. E non ho tempo, come hai detto tu, ho la scuola, ho i figli, ho da far da mangiare, ho il lavoro. Invece è arrivato il momento che tutti, perché possono essere i vostri parenti, i vostri familiari, dovete fermarvi. E non dovete aver paura. Piano, è vero, ma ci sono i coltelli, vabbè, non tutti girano coi coltelli, perché io sarei anche stanca. Dice, sì, ci sono anche quelli che girano coi coltelli, ci sono anche quelli. Però fermarvi, cominciare, come hanno fatto anche al mercato, quella signora che aveva rubato alla turista inglese il portafoglio, hanno fatto squadra e l'hanno subito beccata. Perché hanno fatto squadra, si sono uniti, hanno capito. E allora là non c'era la paura. Perché era una donna, ecco qua, era una donna, non era un ragazzo, una ragazza. Infatti. Era una donna di una certa età, perciò anche sì, mi butto. Mentre si ha paura del 14enne, ma ci rendiamo conto? Sì, perché? Ma è anche vero che bisogna stare attenti, non è che dico che non è vero. Però dobbiamo iniziare a fare qualcosa. Rinaldo da Venezia, veloce Rinaldo. Ciao Mirella e Ciao. buongiorno ai tuoi ospiti. Saluto il direttore della Fenicia intanto. Buongiorno Ciao, Rinaldo. veneziano. E che aveva una bottega in campo San Fantin.
in campo San Fantino, dove era Fenice, negli anni 50. E a Fenice era ospitata i più grandi direttori di musica, dal 200 in poi, dall'800. Non è una novità. E è giusto che sto Morricone dargli un spazio in piazza San Marco. Quello che non trovo giusto, nel 1955 a San Marco scaricaimo le barche e andavamo a consegnare la roba alle botteghe. Alle 10 di mattina con i carri non ti potevi più passare, perché sennò ti spaccavi i masegni col carro, va bene? Adesso gli fa chi po' dei concerti, va bene? Da 2.000 a 4.000 persone, come che l'ha fatto i Pink Floyd, chi la sa, tanta che scolastica che metà basta. È giusto dare questo Morricone se la merita, però è a Piazza San Marco, c'è dei veneziani, c'è del popolo, c'è di tutti, non è da essere al Parlamento del Corsa. Se vuoi fare robe, bisogna che metti schermi gli altri. Ultimamente che devi io Morricone, chi è che trova un biglietto? Se non ti avevi amicizie, non ti trovavi un biglietto. A chi po' di schermi? Aspetta, solo che dopo ti toccava anche prenotare agli amici che veniva dall'albergo, mica sì che non portava a Sant'Angelo all'albergo, perché già attaccare in Venezia. Ma bravi, sono stato benissimo, però è da essere più terra a terra, più vicini alla gente. Se vogliamo insegnare la cultura, bisogna non fargliela pagare. Una volta, ma la mia Fenice, nel 1955, Bernardo Canai, a Sant'Agostino, mi portava a scolaresca in giro a vedere questa Fenice, sta roba, ma eravamo entusiasti come tutti, hai ragione Mirella, da piccoli, va bene, dove che lavoravamo in bottega, veniva tanti professori di orchestra a togliere la merenda, la banana, questo e quello. E a Fenice. Quando vedevi gli austriaci, si cantava Viva Verdi, che faceva le rotte, Viva Verdi Gera, Viva Vittorio Emanuele Re d'Italia. Ed è nata un'altra storia. E a Fenice non ha bisogno di Morricone, perché chi vive in Venezia se fa lustro e ori, non Venezia. Basta, perché te sei un libro aperto come sempre tutte le mattine. Aspetta adesso che sentiamo anche la risposta del direttore Andrea Eri. Prego, direttore. Beh, Rinaldo tocca un tema molto interessante, che è quello dell'accesso alla cultura. Difatti, forse si è sintonizzato in ritardo, però effettivamente quello che posso dire è che la Fenice è sempre molto attenta alle diverse persone e a rendere accessibile al maggior numero di pubblico le proprie attività, ma anche i propri spazi. Mirella, sono felice di dirti che nel 2025 la Fenice non è stato solo il teatro lirico di Venezia, ma è stato il terzo museo privato più frequentato di Venezia, pur non essendo un museo, perché ci hanno visitato 240.000 persone. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che, come dice Rinaldo, effettivamente la Fenice nell'immaginario collettivo rappresenta una grande istituzione e, come tutte le grandi istituzioni, deve essere a disposizione, o meglio ancora a servizio delle persone. Quindi alla Fenice si svolgono le manifestazioni delle comunità e delle collettività più diverse, più particolari, più originali, se vogliamo, di questa Venezia che diventa sempre più piccola e sempre con meno abitanti. Il veneziano dell'anno viene fatto alla Fenice. Le Marie sotto Carnevale, le giovani appunto veneziane che poi vengono elette durante una cerimonia alla Fenice. Quindi il concerto a favore delle carceri di Venezia viene svolto prima di Natale ogni anno alla Fenice, e la Fenice è felice di rilasciare diciamo, e di concedere le proprie sale per questo scopo,
perché comunque la collettività e la comunità si riconosce in esso. E siamo anche felici di potervi dire che abbiamo 20.000 studenti all'anno che ci frequentano. Avete sentito i numeri? Interrompo un secondo il dottor Eri perché abbiamo Sandra da Padova, vediamo se è la nostra Sandra. Sì, ciao Mirella. Ciao cara, che piacere sentirti. Come stai Sandra? Io mi sto curando e speriamo, mi sto curando. Curati perché la nostra Nadia è guarita, l'ha detto l'altro giorno. Ecco. Perciò spera e curati. Esatto. Niente, faccio i complimenti sia a tutto questo discorso della Fenice, poi c'è anche il teatro Maribran che io sono andata, cioè Venezia è veramente un pozzo di tutto. E cerchiamo di mantenere queste cose. Poi faccio i complimenti alla signora Giuseppina perché è quello che ho sentito mi ha preso il cuore. Dunque io spero che esistano ancora queste persone che non si perdano d'animo, che delle volte uno dice basta, mi sono rotto, non voglio più. Ecco, io spero che voi facciate quello che io purtroppo non posso fare e vi faccio tanti complimenti e un buon fine settimana a tutti. Grazie Mirella e grazie a tutti. Grazie a te cara Sandra, un grande abbraccio da tutti noi, mi raccomando, guarda che ti voglio guerriera come Nadia. Nadia è riuscita a vincere questa terribile malattia, perciò sono sicura che ce la farai anche tu ed è stato un piacere ricevere la tua telefonata. Allora adesso ti dedichiamo questo secondo brano che ci ha portato il dottor Eri e lo dedichiamo a Sandra, a Nadia e a tutte le donne oncologiche che stanno combattendo questa guerra. Dedichiamo questo brano. E qui cosa abbiamo ascoltato, dottor Eri? Una musica che penetra, che ti fa vibrare. E qui abbiamo, la serata è stata completamente dedicata a Ennio Morricone. Quindi la grande emozione che noi abbiamo avuto è stato quello di avere ospite la famiglia Morricone con la signora Maria in prima fila, che è rimasta molto impressionata dalla qualità di del nostro coro e della nostra orchestra. Io devo dire, abbiamo un coro ed un'orchestra straordinari, Mirella. Poi io che mi avvicino, diciamo, quest'anno mi sono approssimato con il 6 davanti, quindi al 60° anno di esperienza con questo mondo. Esatto. Lo dico un po' sorridendo perché ci conosciamo da quando io avevo l'uno davanti, avevo 18 anni, 17, 18 anni. E quindi vedo con grande favore il ricambio generazionale all'interno dell'orchestra e quando vedo che giovani di 27, di 28 anni che sono così orgogliosi di poter essere arrivati in questo gradino che è anche un gradino di considerazione sociale. Abbiamo persone che mi raccontano, io ho 28 anni ma suono il violino da quando ne avevo 3. Quindi cosa significa questo? Significa che quando magari esiste una passione, questa passione diventa un lavoro, come diceva Confucio, continua a farlo e vuol dire che non lavorerai mai un giorno nella tua vita, no? E tutto questo stavo pensando come mantiene lontano dalle tentazioni e dalle cose che sono molto più seducenti, ma che poi alla fine non ti consentono di costruire qualcosa e di renderti migliore, ecco, nella vita. Chiara da Venezia, ciao Chiara.
Ciao, buongiorno. Allora, io sono Chiara e il dottor Harry mi conosce molto bene. Certo. Io sono un'ex artista del coro della Venezia, del Teatro La Fenice, e ho avuto il grande onore di fare il concerto tanti anni fa con Ennio Morricone in persone che dirigeva, però non con la nostra grande orchestra della Fenice, ma con la sua orchestra, quella con la quale lui sempre dirige, e tra l'altro fa onore della Fenice all'epoca Morricone, che in genere usa il suo coro, per lui è stata una scommessa usare il coro della Fenice, e parole sue è stato entusiasta per il livello del coro della Fenice all'epoca, perché chi non conoscesse le musiche di Morricone, le particolari sono veramente difficili. Chiara, scusa, alza un po' il volume perché ti sentiamo male, per cortesia, grazie. Però, il volume di cosa? Di telefono? No, adesso parla, vai che noi prepariamo bene la telefonata, tu continua a parlare. Sì, io più così non riesco, se è più alto adesso. E volevo dire che, avendo fatto il concerto con Ennio Morricone, che mi ha molto emozionato, e avendo sentito il concerto l'altra sera invece da spettatrice, devo fare veramente grandissimi complimenti al mio grande ex teatro, alla mia ex seconda casa, perché adesso sono in pensione, perché è stato un concerto strepitoso, e come giustamente ha detto il dottor Harry, la bellezza di questo concerto, a parte come ha suonato l'orchestra e il coro in maniera strepitosa, è stato il programma, perché la cosa affascinante di quel programma è stata la rivalutazione del grande compositore Ennio Morricone, che viene purtroppo sempre etichettato come compositore di musica da film, e questo concerto, la bellezza di questo concerto è stato fare capire alla gente, con questi pezzi poco conosciuti, quanto era grandissimo Morricone, non a caso allievo del grande maestro Petrassi, e soprattutto anche nella cantata europea per l'Europa, che può essere risultata magari un po' difficile per il pubblico, però ha fatto capire al pubblico la grandezza di questo grande compositore. Quindi, anche rispondendo a quello che ha fatto l'intervento prima, che ha detto Ennio Morricone, no, Ennio Morricone è stato un grandissimo compositore, e ringrazio chi ha avuto l'idea di fare questo programma, di cui ero un attimino così perplessa anch'io, avendo fatto a suo tempo il concerto con il maestro Morricone. E invece devo dire che rispetto a quel concerto, che è stato bellissimo, è stato molto più affascinante, molto più interessante, soprattutto perché ha fatto capire la grandezza di questo compositore. Grazie Chiara, devo andare avanti, ma ti ringrazio veramente della telefonata e di quello che hai detto. Chiara, nostra artista del coro, storica, è andata in pensione qualche anno fa, si è molto impegnata nel teatro, è stata rappresentante del personale per tanti anni. Sono molto felice delle parole che ha detto Chiara, perché... E io della telefonata. Io non sono musicista, per cui chiaramente quando contribuisci ad un progetto lo fai perché credi in questo progetto complessivamente. Però quando una persona che ha vissuto il nostro teatro per così tanti anni riconosce effettivamente di aver colpito nel segno, e cioè di aver mostrato il Morricone non solo un po' più oleografico da cartolina o da film che sono diventati noti in tutto il mondo, ma il Morricone compositore. Ecco Mirella, credo che questo sia il senso di quello che facciamo, cioè di fare servizio pubblico. Però c'è un però. Allora, cominciamo a mettere i puntini sulle i. Chiara ha detto una cosa importantissima, un concerto impegnativo. Devi avere un certo orecchio e una certa cultura musicale per apprezzare quello che io ti faccio sentire. Cosa sta succedendo? Che non lo puoi fare per tutti, perché non siamo abituati. Non siamo abituati ad ascoltare determinata musica e non lo possiamo imparare, come abbiamo detto, a 15, a 20 anni, perché forse il cervello è già annebbiato da qualcos'altro. Dobbiamo iniziare dall'asilo
come si faceva una volta, forse tornare indietro. C'era il flauto, wow. Però era uno strumento delicato. Io ho avuto una ragazza ospite che ha suonato al Teatro del Monico per la donazione di organi con l'orchestra che avevamo di questi ragazzi meravigliosi, non la voglio neanche ricordare perché non c'è più. E lei ha detto una cosa bellissima, giovanissima, bellissima, direttore, amate questo strumento, è bellissimo, toccatelo, cercate di capire cosa vi trasmette questo strumento, che è la musica. Ecco l'orecchio che tu da piccolo inizi a capire per poi apprezzare il grande concerto, ma se non hai l'orecchio nessuno ti abitua, ti annoi, cos'è sta storia? Non la sento. Eppure i ragazzi, nel loro modo di vivere e di esprimersi, sono i concerti e la musica. Dove vediamo tanti giovani noi? Dov'è che li vediamo? Ai concerti. Lasciamo perdere quali concerti, cosa, ma ascoltano musica. Perché quello è quello che loro trasmettono. Quello è il loro senso di protestare. Protesto andando ad ascoltare quel concerto, quel cantante, perché sento qualcosa, mi emoziona. Li vedete i concerti che cantano? Li vedete? Che sanno tutte le parole a memoria? Ecco, io penso, direttore, poi voglio sentire anche Giuseppina, che se noi cambiamo, come dice il professor Gerosa, la piramide, la rovesciamo e iniziamo a capire che fin da piccoli a scuola, che è vero che si deve studiare Giulio Cesare, si deve studiare la storia, Napoleone e vai, ma io direi iniziare anche con l'arte e la musica, visto che questo paese respira arte da tutte le parti, non lo so. Come dice Giuseppina, vengono da tutto il mondo perché solo qua trovano quello che nel mondo non esiste, o poco rispetto a quello che abbiamo noi. Noi abbiamo le opere d'arte nei magazzini, perché ne abbiamo talmente tante che facciamo perfino fatica a tirarle fuori. La musica nella scuola una volta c'era l'ora di musica, sparito tutto, pochi insegnanti oppure direttori veramente scolastici capiscono invece l'importanza. Eppure i ragazzi lo stanno dicendo, lo stanno gridando che vogliono la musica, e la musica è bellezza, indipendentemente dalla musica che ognuno vuole ascoltare. Cosa dici, Giuseppina? Forse siamo ancora in tempo, grazie anche a questi meravigliosi teatri che abbiamo, a queste orchestre, di capire l'importanza che ha il bambino fin da piccolo per poi non trovarcelo a 14 anni che si annoia e devasta le città, i centri storici, ruba, fa di tutto e di più. È da là che dobbiamo partire. E in attesa di questo, però, Giuseppina, a mio avviso, quelli che sbagliano in maniera forte li mettiamo a studiare musica. Li mandiamo a fare quei laboratori alla Fenice. Perché a mio avviso sono anche dei creativi, poi io ci ho parlato anche insieme a qualcuno di loro, questi famosi Maranza, no? Ma è una questione di energia, Esatto. Dove tu veicoli la tua energia. Esatto, dove la veicoli? È nell'arte, nella musica, nella bellezza, mi esprimo con quella. Giuseppina, cosa vuoi dire? Tocchi un argomento che proprio mi sta a cuore, perché come ho detto nella telefonata della settimana scorsa che ho fatto, sono 2 anni che mi sto scontrando con i muri di gomma dei comuni. Purtroppo capisco anche i comuni, perché io sto lottando per portare i progetti We Free di San Patrignano, che sono dei progetti fatti. Spiega cosa vuol dire, perché a casa i nonni magari non sanno, allora, perciò a Mirella piace spiegare bene perché loro devono capire. We Free è un progetto di prevenzione sviluppato dalla comunità di San Patrignano, che sappiamo è un modello di comunità bella, meno bella, più brava, meno brava, però ha un suo modello e punta moltissimo sulla prevenzione. Sappiamo che a Treviso già da qualche anno c'è il gruppo del teatro di San Patrignano che viene e fa lo spettacolo di prevenzione dedicato ai ragazzi delle superiori. Hanno capito anche loro che dobbiamo intervenire prima e quindi hanno fatto dei progetti ad hoc per i ragazzi delle medie. Questi non sono progetti classici dove viene il ragazzo che racconta la sua esperienza, questa cosa qua già non la facciamo. Sono dei progetti dove i ragazzi vengono coinvolti in quel
in quello spettacolo, in quello c'è il ragazzo, c'è un diventano protagonisti, c'è un professionista che modula certo, tutta la situazione, e quelle 2 ore i ragazzi lavorano, perché sennò i ragazzi si annoiano, li devi coinvolgere. Io mi sto scontrando a 2 anni perché quando vado i presidi delle scuole mi dicono sì subito, però giustamente ha un costo sta cosa, no? Vado dai comuni, i comuni mi dicono sì, quando è ora di stringere, no, ma qua, ma là, ma in su. I soldi non ci sono. I soldi non ci sono. Io vorrei proprio lanciare, perché non finisce qua, il progetto che vorremmo portare è quello, nelle scuole per i ragazzi, perché è vero, noi siamo stati anche la settimana scorsa in un GREST. Nel GREST cosa succede? Vengono i ragazzi, sempre quelli più bravi, quelli che avevano bisogno di ascoltarci se la sono svignata, no? Quelli più a rischio, noi li identifichiamo immediatamente, cioè non serve neanche che parlano, li vediamo nell'atteggiamento, nel comportamento. Quando invece sono a scuola, sono obbligati a fare sta cosa, no? Adesso io sto lavorando con un comune che mi sta dando una mano, vediamo se riusciamo a fare qualcosa per l'anno scolastico 2026-27. Perché insieme a questo c'è il progetto però di fare le serate con i genitori, dove la scuola manderà una comunicazione ai genitori e faremo delle serate con i genitori dove ci saranno vari professionisti e noi come, tra virgolette, amatoriali, perché noi non siamo dei professionisti, per aiutare, per far comprendere, per evitare, per anticipare, perché spesso i ragazzini di quell'età là comincia l'adolescenza. Io mi ricordo la mia esperienza, vedevo sti cambiamenti, ma sì, l'adolescenza, no, ci sono dei cambiamenti ben specifici. Ti fermo un secondo Giuseppina perché abbiamo Nadia da Treviso, se no mi cade la linea. Ciao cara Nadia. Ciao Mirella, buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, io ho telefonato per fare tanti auguri alla Paola. Alla Sandra. A Sandra, che viva con serenità e affrontare le terapie con serenità. Brava. Perché allora forse ricevono dei miglioramenti, perché se sei serena fa qualcosa, le terapie fanno. E gli faccio tanti e tanti auguri. Grazie, arrivederci e buona giornata e buona domenica. Grazie cara Nadia, grazie, penso che anche Sandra sia felice, ecco, questa famiglia che si unisce per confortare, guardate che è bella questa cosa, non si conoscono ma sono vicine, però fa molto piacere. Ma quello che dicevi, vedi Giuseppina, è quello che sta facendo anche il dottor Harry col Teatro La Fenice, questi laboratori. Poi io cito sempre, dottor Harry, quello che lei ha raccontato in trasmissione, ha raccontato anche a me quel giorno che sono venuta con i miei diversamente agili, diversamente giovani, con questi ragazzi sopra le righe, si sono comportati benissimo. Poi oltretutto che i genitori non vogliono partecipare, non vogliono creare con i loro figli, sì, non vogliono essere ripresi mentre stanno creando qualcosa con i loro figli. Queste sono le risposte dei genitori nella proposta. Creiamo assieme, stiamo con i figli, vedete anche il posto, la Fenice all'interno. Prego, dottor Eri, cosa vuol dire Giuseppina? Allora, in effetti questo è vero. Il problema sollevato da Giuseppina è un problema prima di tutto di tipo intergenerazionale, cioè è come se si fossero sviluppati dei codici di comunicazione diversi dei giovani tra i loro pari, ma anche tra gli adulti e i loro pari. Prima di tutto gli adulti spesso non accettano di diventare adulti e vogliono rimanere adolescenti con tutto quello che l'adolescenza porta con sé, cioè prima di tutto l'egocentrismo, no? Quindi io non ho tempo di giocare con mio figlio perché ho il torneo di padel, io non ho tempo di fare i compiti con lui perché ho la corsa in bicicletta con gli amici e devo pensare al mio benessere, ecco. Quando in realtà
occorre pensare, oltre al proprio benessere dell'ego, occorre pensare anche a un benessere di tipo collettivo, certo. Nel senso che se tu hai sviluppato un nucleo familiare, ne abbiamo sempre meno, come giustamente tu dicevi, Mirella, perché ormai gli uomini fanno solo cani e gatti, ma uomini non ne fanno più. È anche vero che tu non puoi mettere la testa sotto la sabbia o nascondere la polvere sotto il tappeto, perché comunque certi comportamenti danno segnali inequivocabili che tu devi interpretare e che devi, per così dire, affrontare. E questo lo noto soprattutto quando vado in spiaggia. Io amo il mare, perciò... E cosa vedo? E io sapete che la Mirella è anche un po' monella. Vedo il genitore, state attenti, l'uomo soprattutto, non la donna, l'uomo. La donna va a casa con i bimbi, la mamma a preparare il pranzo. Rimane il papà. Cosa fa il papà? Non tutti, ma ce ne sono. Quando i bambini piccoli, magari 5-6 anni, vanno via con la mamma, va sulla battigia e comincia a fare il castello. E Mirella guarda e dico, ma scusa, ma perché questo castello non te l'ho fatto prima con i bambini? Perché io noto queste cose. Allora lascio che faccia il castello. Poi Mirella fa finta di inciampare e rompe il castello. E lui mi guarda e mi dice, ma cosa ha fatto? Mi scusi tanto, sono inciampata, cosa ci posso fare? Ma lo farà dopo con i suoi figli, gli dico. Cioè, ma vi rendete conto? Ma vi rendete conto a che livelli siamo arrivati? Guardate che non vi racconto delle storie così tanto per... Cioè, il papà fa il castello da solo quando i bambini sono andati su a pranzo con la mamma. Cioè, ecco quello che dimostri tu. Il fanciullo. Il benessere è diventato da collettivo a individuale. Individuale. Devo star bene da solo, devo creare da solo. Il castello deve essere mio, lo devo fare io. I miei figli quando arrivano trovano il castello già fatto. Quasi mi vergogno. E lo faccio quando... Quasi mi vergogno. Esattamente come quando noi, le scuole danno subito le liberatorie per essere riprese, perché poi diventa di esempio per altri bambini. Quando facciamo i laboratori per le famiglie, i genitori non danno mai la liberatoria. È vero. Ne so qualcosa io, ma capite? E Mirella rompe il castello, se posso. Sì, perché è il minimo che posso fare, no? Poi sono caduta, cosa posso fare? Non ci vedo, posso inciampare, vero Giuseppina? Giulia da Venezia, vai cara Giulia. Mirella, ciao, buongiorno a tutti e ai tuoi cari ospiti che hai là. Allora Mirella, anch'io mi associo alla signora Nadia per fare tanti auguri alla signora Sandra. Pensa che da giorni che la penso, anche ieri, dico ma non abbiamo più sentito la signora Sandra. E sai che io ho una percezione, avevo pensato avrà il marito che sta poco bene, magari, ma non a lei. Però Mirella, dico anch'io quello che ha detto la signora Nadia. Deve prendere la cura con serenità, vivere con serenità, allora la cura deve dire questo che sto facendo mi fa bene, mi farà guarire. E allora Mirella, io volevo dare un grande abbraccio alla signora Sandra e anche alla signora Nadia, perché Mirella, lei la Nadia l'ha già passato quello che ha passato. E volevo dire che siccome siamo una grande famiglia, Mirella, e ci sentiamo, ma quando non sentiamo la chiamata mi preoccupo. E allora volevo dire proprio che le voglio bene alla signora Sandra e la vogliamo guarita, come hai detto tu, che lei è una guerriera come la signora Nadia. Gli mando un grande abbraccio anche alla signora Nadia e vi saluto tutti, vi auguro una buona giornata e ciao Mirella.
cara, ciao, ciao. Ciao, ciao cara Giulia, ecco questo veramente fa capire, mi emoziona. Sono telefonate che emozionano perché fanno capire l'importanza di non essere soli, che c'è qualcuno che ti ascolta, qualcuno che ti sta vicino, che non ti conosce, ma che ti è vicino, e questo è veramente fondamentale. Adesso devo andare assolutamente in pubblicità. Allora, io ho avuto la fortuna di vedere questo concerto ed è partito, il concerto è iniziato col primo violino. Un professionista tra i tanti, perché sono tutti dei grandissimi professionisti, che ti faceva vibrare. Ecco l'orecchio che ascolta, che accompagna queste note. Io devo dire la verità, abbiamo dei professionisti che sono incredibili. Ecco Giuseppina, anche questi ragazzi che tu stai seguendo, se avranno la fortuna di capire di avere una famiglia che li supporta, che li sostiene, che li accompagna magari anche a vedere i concerti alla Fenice, non solo, ma anche là, perché io sono convinta che quando c'è tanta bellezza, prima o dopo te ne accorgi. Non puoi sempre far finta di niente. Prima o dopo devi dire mamma mia. Ecco, forse dovremmo accompagnare, magari faremo un giro assieme a visitare la Fenice. Io so che il direttore sarà contento, perché lui ha questa dote, la sensibilità, l'umanità di capire che non sono diversi, sono persone che hanno bisogno di essere ascoltate, e vedremo anche cosa diranno. Intervisterò questi ragazzi e all'interno di questo palco dell'imperatore, ecco, dove siederanno, vero direttore? Come abbiamo fatto con quella coppia diversamente agile e che si tenevano per manina. Si tenevano per mano, lo ricordo, era una cosa molto forte, no? Perché poi tra l'altro Mirella tra le righe mi ha fatto notare che c'era, diciamo, una simpatia speciale tra due persone. E allora sapete che noi non viviamo solo di gratificazioni materiali, ma soprattutto di gratificazioni simboliche. Viviamo attraverso simboli, e quindi li abbiamo portati assieme a Mirella in palco reale per suggellare, diciamo, questa loro simpatia, e loro veramente mi dissero che era uno dei momenti più importanti della loro vita. Esatto. È stato emozionante, vero? Sì, molto divertente. Abbiamo Franco da Oderzo. Ciao caro Franco. Ciao, mi sentite? Sì, benissimo Franco. Innanzitutto grazie, e volevo salutare Giuseppina, che conosco molto bene, è una mia grande amica, e volevo dire, sono un po' dispiaciuto di una cosa, al di là del direttore della Fenice, che non è che sto mettendo in dubbio la sua persona, però vedo che per esempio non chiama nessuno per Giuseppina, e questo mi fa tanto dispiacere, perché è un'occasione, so che ne avete fatte altre anche con la Betty, hai capito? Sono spazi che in cui dovrebbe risaltare più questo tipo di problema, perché allora uno riguarda la gioventù, cioè quello che dovrebbe venire noi, che dovrebbe pagarci le pensioni, cioè tutta questa gente qua viene quasi tolta. E niente, ecco, questo volevo dire solamente, sono un po' dispiaciuto di questo. Poi ovviamente sono grato a loro per tutto ciò che fanno, e ringrazio voi per lo spazio che date, capito? Ecco, solo questo. Vedi, ti rispondo subito Franco. Io faccio questa trasmissione e tocco questi temi delicati che pochi toccano, l'ha detto anche Giuseppina,
abbiamo poca visibilità, poco ascolto, perché cerco di fare un cambiamento culturale in questo profondo nord. E guarda che, Franco, non si fa il cambiamento culturale dalla sera alla mattina. Chissà quanti anni ci vorranno per cambiare questa mentalità della paura di chiamare. Non è un problema che mi riguarda, ascolto ma non mi tocca più di tanto, non è un mio problema. O faccio finta che non mi tocchi. E se è anche un mio problema, non voglio espormi, perché nel momento che mi espongo parlo di quello che vedo e di quello che sento magari all'interno della mia famiglia. E questa paura, io questa mostra, prego anche la regia se riesce a mandare qualcosa della mostra Io ci sono. Questa mostra è stata fatta proprio per questo, il famoso Mino Vo combatta. Passa il disabile, passa il mongoloide, passa veramente l'handicappato, le peggiori proprio etichette che possiamo mettere invece di chiamarli per nome. Quando mai, Franco, riusciremo a chiamarli per nome? Quando mai saranno assunti e pagati come tutti gli altri lavoratori? Lo dicono i sindacati, non ci siamo, anche se le aziende sono agevolate, non ci sono i numeri, non vengono assunti. Allora capisci, Franco, non è che la telefonata non arriva perché non gli interessa, perché hanno paura. Hanno paura di toccare il problema. Quanti anni ci abbiamo messo per capire forse di usare la parola cancro, ad esempio? Mamma mia. Oppure passare davanti alla sala operatoria e toccare ferro o girare, perché avevamo paura solo di passare davanti. Poi cos'è successo, Franco? Dopo, grazie alle telecamere, alla comunicazione di questi chirurghi, di questi medici che hanno fatto vedere quello che si faceva all'interno, allora si ha meno paura, perché si sa cosa c'è dietro quella porta. Ma finché non ce la facevano vedere, non sapevamo, avevamo il terrore finché toccaferro non toccava qualcuno di noi. Ed è la stessa cosa con questo mondo. Finché, come dice Giuseppina, non riusciremo a buttare giù quei muri, costruiti volutamente, da chi che avrebbe invece di dovere fare il servizio alla cittadinanza, con l'informazione, col supporto economico, eccoli qua, sono nelle strade, anche qua venire a San Biagio li vedete nella piazza, perché li mettiamo lungo le strade dove la gente ci batte il naso, vedete? Li vedete? Cosa dovevo fare questa mostra per far capire che questi ragazzi ci sono? Certo che la devo fare, ma chissà quante mostre che faremo per far capire l'importanza di queste figure, di queste creature, che sono soggetti anche loro a una quotidianità che li isola. Giuseppina, cosa vuoi dire? Allora, io dico una cosa, che la solidarietà, le emozioni, i sentimenti, io vedo che escono solo in quelle famiglie dove c'è un problema di salute, come nel nostro caso di dipendenze, di disabilità, diciamola diversamente, agibilità. Tutte queste persone qua, se viste, hanno un mondo meraviglioso da dare. Noi abbiamo i nostri ragazzi che sono entrati in comunità alle quali nessuno dava più 5 lire. Insomma, li avete visti, in trasmissione hai visto il nostro Damiano, oggi ci sarà Mattia, cioè sono ragazzi che ma tutti i nostri. Poi per carità, chi vive la dipendenza, ha vissuto la dipendenza, ne dovrà convivere per tutta la vita, dovrà per lottare sempre per sapere quali sono le sue capacità, le sue potenzialità, ma anche i propri limiti. Ma i limiti, la superficialità, io la vedo in quelli che non hanno problemi. È che non li hanno apparentemente, perché non scavano dentro. Noi ci emozioniamo con i nostri ragazzi. Io alle volte vado a casa dall'associazione che non dormo la notte, perché mi porto dentro quello che mi dicono. I ragazzi da noi quando cominciano ad aprirsi, ci raccontano le loro storie. Ma io stessa quando mi sono comportata con mio figlio... Ecco, la tua storia, raccontiamo la tua storia. Io mi sono accorta che mio figlio faceva uso di sostanze, era un ragazzino, aveva 16 anni. Non sapevo cosa fare, non sapevo cos'era la droga, non sapevo dove sbattere la testa.
E fortunatamente ho cercato, ecco, i social, internet aiuta, dei gruppi di aiuto, perché io volevo confrontarmi non con l'istituzione che fa il suo lavoro, in questo caso il SERD, che è un reparto specializzato sulle dipendenze, ma io volevo sentire altri genitori cosa avevano fatto. Non è, scusa se ti interrompo Giuseppina, come ha raccontato Elisabetta Rizzetto, che prima non si voleva vedere il problema, se aveva paura di capire che c'era qualcosa che non andava in tuo figlio. All'inizio, devo dire, i padri sono un po' più accorti, infatti mio marito si era accorto, me l'ha detto, ma io da buona mamma non ho voluto vedere, quindi quando ormai era esplosa la situazione, ormai il danno era fatto ed era non irrecuperabile, perché mio figlio oggi sta bene. Quanti però anni ha? Adesso 39, wow. sì, no, è un uomo fatto, però ha le sue fragilità, le avrà sempre e dovrà lui gestire. Non posso io più fare, cioè io faccio il genitore volendogli bene, ma la vita è sua ed è un adulto e deve fare la sua vita. Cosa ti dice tuo figlio quando tocchi questo problema? Per lui è ancora una sofferenza, perché ogni tanto dice sì, che si è, insomma, tutto quello che ha fatto, non ci ha mai dato la colpa però, nonostante noi abbiamo fatto come genitori, perché fortunatamente quello che San Patrignano vuole è non solo il percorso del ragazzo, anche la famiglia deve farlo, perché qualcosa non ha funzionato, quindi noi genitori cominciamo a farci le analisi, tutti i sensi di colpa e quindi alla fine capiamo che i nostri figli non ci danno colpe, anche se effettivamente qualcosa non ha funzionato. Io dico sempre, non guardiamo il passato, andiamo avanti. Il ragazzo ha chiesto aiuto, la famiglia ha chiesto aiuto, bene, andiamo avanti, costruiamo qualcosa di nuovo. Poi mio figlio, ci è voluto del tempo, non è che i ragazzi chiedono aiuto, non devono toccare il fondo, noi abbiamo atteso, ci siamo rivolti a varie associazioni, abbiamo trovato veramente conforto in quelle di San Patrignano, Treviso ancora non esisteva. È entrato a San Patrignano, ha fatto la comunità, ha studiato, perché là dentro possono anche imparare un lavoro, finire gli studi, come penso anche nelle altre. Diciamo che San Patrignano è una comunità educativa, non terapeutica. Che è diverso. E poi è uscito, ha lavorato, ha avuto di nuovo bei periodi, sconfitte, come la vita nostra di tutti i giorni, ma sta vivendo la sua vita. Io mi ricordo che come genitore la prima sensazione che hai è il fallimento, la vergogna. Io avevo un'attività, avevo un bar gelateria, quindi tutti mi conoscevano e all'inizio è difficile. Io ho un episodio in mente per la quale ogni tanto, quando vedo famiglie reticenti, dicevo sempre: fregatevene di quello che pensano gli altri, dovete fregarne, voi dovete pensare alla vostra famiglia. L'episodio racconta, perché sono in ritardo. Sì, ok. Allora io avevo sto bar gelateria, avevo due signore del mio paese che sono venute a fare colazione, io ero girata di spalle, stavo facendo loro il caffè, sulla macchina del caffè, loro parlavano ai loro figli, uno stava facendo il master, l'altro l'università e io dentro stavo un male. Mi giro e queste signore mi chiedono: e tuo figlio cosa sta facendo? La mia risposta è stata: il tossico. Cioè è andata fuori proprio talmente così e da quel giorno mi sono sentita libera. Il rospo è uscito. Basta. Il maligno è uscito. Sì, non le ho più viste. Non importa, non importa. Però, allora ecco, andiamo a vedere il brano ancora, poi i saluti del direttore Andrea Eri, perché la prima parte con loro è finita, ma sentirete anche la seconda parte, perché continueremo a parlare e ci sarà anche un protagonista anche questo sabato, vero Giuseppina? Allora andiamo a sentire il prossimo brano e i saluti poi del dottor Eri.
Allora, io veramente stupendo, non c'è niente, era un genio, diciamo che era veramente un genio, non c'è niente da fare, abbiamo perso un genio. Qua ce ne accorgiamo quando muoiono, dopo quando muoiono forse, tanto è vero che è veramente la storia di Ennio Morricone sarebbe proprio da raccontare, che non lo volevano, non lo apprezzavano, pensate. Allora, dottor Henry, come ci saluta? Allora, vi saluto con un messaggio molto forte che è quello: viva la musica e viva la musica e gli spettacoli dal vivo. Bellissimo, noi ringraziamo il dottor Andrea Henry, direttore generale della Fenice, di essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. Giuseppina, come ci saluta? Io invece lancio il messaggio: qualsiasi sindaco, comune che voglia darci una mano per portare i progetti alle scuole medie, sapete dove trovarci, se no attraverso Mirella lei ci trova e noi siamo qua. Grazie, grazie veramente a Giuseppina Giannin di essere stata con noi, di averci messo la faccia, come dobbiamo fare molti di noi che ancora si nascondono per paura, per vergogna, e invece la polvere sotto il tappeto non bisogna più metterla, bisogna avere il coraggio di aiutare, perché hanno bisogno di tutto il nostro aiuto. Grazie, grazie, pubblicità. Ciao, sono Federico, ho 22 anni e vengo da Sacile, un piccolo paesino in provincia di Pordenone. La mia infanzia, quel che ricordo, era bella. Ho dei genitori che mi sono sempre stati accanto, nonostante lavorassero, non mi hanno mai fatto pesare la loro assenza. E ho un fratello che si chiama Lorenzo, anche lui mi vuole un bene dell'anima. E ho avuto una gran fortuna che è stata quella di avere i nonni che abitano vicino a casa mia. Ricordo che da appena iniziate le elementari i ragazzi mi prendevano di mira, ma io non conoscevo ancora la parola bullismo, quindi non mi sentivo bullizzato. Mia mamma non ci ha pensato due volte, in realtà mi ha preso e mi ha messo in un'altra scuola elementare, in un altro paese, quindi faceva sempre la fatica di portarmi, di venirmi a prendere. Per questioni, credo, all'epoca di tempistiche, mi hanno rimesso nell'istituto dove ho frequentato le elementari, che comprendeva anche le scuole medie. Dentro di me ho deciso di affrontare la cosa in maniera diversa, che sennò sarei stato un'altra volta escluso. Quindi diciamo che un po' da preso di mira sono diventato io quello che prendeva di mira gli altri. Le medie finiscono. Il giudizio degli altri aveva già iniziato a influire pesantemente, no, sulla mia vita, cioè come dovevo apparire agli occhi degli altri. E io già alla fine delle medie con questi miei amici avevo iniziato a fumare le sigarette, però avevamo iniziato anche a fumare le canne. Decido la scuola in cui sarei andato. La scuola era lontana mezz'ora di corriera da casa mia e praticamente tutti gli amici che mi ero creato andavano a scuola da un'altra parte. Lì ero fondamentalmente di nuovo solo. E andando a scuola una mattina c'era sempre questa compagnia che si fermava alla fermata della corriera. Lo sapevo che usavano, sapevo quello che facevano. Quindi inizio a passare di là. Quindi ho iniziato non in modo invadente, andavo lì e gli chiedevo se mi potevano dare qualche canna. Nel giro di poco tempo avevo iniziato a usare erba tutti i giorni in quantitativi molto grandi, insomma. Facevo solo quello tutto il giorno. Nel frattempo avevo smesso di parlare anche con i miei genitori, quando comunque loro volevano solo darmi una mano, ma io non pensavo di non aver bisogno di una mano. A circa 16 anni inizio a conoscere questa ragazza e anche degli altri ragazzi, insomma. Loro usavano cocaina e da lì io ho iniziato a farne uso, già la conoscevo, ho iniziato a farne uso quotidianamente. Ad un certo punto però la situazione in casa diventa insostenibile. Quindi a un certo punto i miei genitori decidono di chiudermi la porta di casa perché era l'unico modo e ad oggi li ringrazio. Comunque da lì ho fatto alcuni mesi in strada, sono bastati alcuni mesi a farmi capire che quella non era la vita che volevo fare. Decido di tornare a casa e di chiedere una mano ai miei. Sono entrato a San Patrignano il 7 marzo del 2024, quel che mi ricordo era che ero in stato confusionale, però ero felice.
ero felice di tornare a star bene. Dal momento in cui ho smesso di drogarmi mi sono reso conto che avevo buttato via un sacco di anni e che avevo costruito la mia personalità sul niente. Però arrivato a un certo punto, con la mano insomma dei ragazzi che mi sono stati dietro all'inizio, del mio socio, che è il ragazzo che mi ha seguito per i mesi iniziali, ho capito tante cose di me e questo è stato fondamentale perché io non mi conoscevo. Diciamo che ho scritto e sto scrivendo tuttora il mio libretto delle istruzioni di come funziona. Lavoro nel settore grafiche, faccio stampa digitale, lavoro con dei plotter, insomma, delle grandi stampanti, però facciamo anche packaging, facciamo un sacco di cose. E, oltre al lavoro però sto ritornando un po' alla comunità, al settore, ai ragazzi, quello che mi è stato dato all'inizio, la mano che mi è stata data. Quindi cerco sempre di dare una mano e di aiutare le persone che sono in difficoltà, un po' come hanno fatto con me. Questa è una cosa che mi fa star bene. Mi commuovo veramente. Allora, Mattia Scomparin, grazie di essere qui Mattia. Ti ringrazio di cuore, anche tu per metterci la faccia, per cercare di colmare questa voragine che sta diventando sempre più grande e soprattutto con l'assenza dell'adulto che non vuole vedere, non vuole aiutare, non vuole supportare. Giustamente, come diceva Giuseppina, per queste cose non ci sono mai soldi. Per altre sì, ma per queste cose non ci sono mai soldi. E queste mamme, questi papà che cercano di bussare queste porte di comuni, adesso chiederemo anche all'avvocato Sebastiano Sartoretto, presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto, se ci sarà la possibilità di aiutare questi genitori che hanno chiesto l'aiuto dei comuni per portare avanti dei progetti molto importanti, perché quello che mi fa rabbia, avvocato Sartoretto, è che non lo fanno per loro, lo fanno per tutta la comunità, perché questi progetti danno sicurezza alla comunità, fanno bene alla comunità, ma la famosa frase è non ho i soldi, poi si trovano per comprare immobili, non so se i comuni devono diventare agenzie immobiliari, abbiamo sentito anche ieri, o devono fare qualcos'altro in un momento dove abbiamo bisogno di servizi alle persone. Allora partirei proprio dall'avvocato Sebastiano Sartoretto, poi sentiremo anche Mattia Scomparin, dopo aver sentito Federico questa testimonianza molto toccante, però ragazzi ce la potete fare, bisogna volere, c'è niente da fare, tutto parte dalla volontà e la base. Avvocato, cosa ci racconta dopo aver sentito questa testimonianza e aver parlato anche con Mattia Scomparin? Beh, innanzitutto buongiorno a lei, grazie dell'invito e buongiorno a tutti i telespettatori. È indubbiamente un argomento che scuote le coscienze questo, perché ho parlato prima della trasmissione con l'amico Scomparin e ho ritrovato un percorso della mia vita, nel senso che io mi sono occupato di tossicodipendenze 40 anni fa, quando ero referente dell'ULSS allora 13, che era Castelfranco, Montebelluna e la Pedemontana, appunto anche di tossicodipendenze, avendo l'incarico nel settore sociale. E abbiamo fatto delle digressioni su quello che era allora il fenomeno della tossicodipendenza e su quello che è invece adesso il fenomeno della tossicodipendenza. E in 40 anni c'è stata una rivoluzione copernicana nel mondo della tossicodipendenza. 40 anni fa c'erano, parlo di Castelfranco, ma potrei parlare anche dei comuni più piccoli, erano individuati, avevano un nome e un cognome, facevano parte per se stessi, erano delle piccole comunità, Castelfranco potevano essere 10, 15, frequentavano il solito bar, il solito luogo, vestivano tutti alla stessa maniera, erano tutti trasandati allo stesso modo, erano chiaramente identificabili e additati.
E quindi in qualche modo il servizio sociale interveniva, i genitori tentavano i primi inserimenti in comunità, l'USL aveva un servizio per le tossicodipendenze che contribuiva sia a fare da sorta di primo soccorso, sia poi a indirizzare in comunità, eccetera. Oggi, per essere breve e venire all'oggi, il fenomeno è totalmente diverso. Oggi non vediamo più fenomeni di quel tipo, o sono casi rarissimi. Oggi, usando un'immagine che rende bene l'idea, è gente in giacca e cravatta. Laura da Silea, poi continuiamo. Vai Laura. Sì, buongiorno a tutti, ciao carissimo Mattia, grazie per questa possibilità. Allora io molto velocemente volevo portare la mia testimonianza. Io sono la mamma di un ragazzo di 28 anni e mezzo che è entrato per l'ennesima volta da qualche mese in una comunità a Vicenza, sta cercando di fare il suo percorso. Però io oggi vorrei parlare della mia esperienza, perché sono entrata nel mondo delle dipendenze, sicurissimamente attraverso questo percorso di Giacomo, che è un percorso di grande sofferenza, e sono qui guardando Mattia con una gioia enorme. Ringrazio tantissimo l'Associazione degli Amici di San Patrignano per la forza che mi danno costantemente. Ringrazio Betty, mi è piaciuto tantissimo l'intervento di Giuseppina e trovo importante come genitore ma anche come insegnante pensare a educare i nostri bambini fin dalla scuola primaria all'educazione all'emotività, perché credo che solo attraverso, riconoscendo le nostre emozioni dei bambini e come adulti siamo capaci di veramente dare un senso e un valore, perché tante volte quando parliamo di emozioni negative, positive, non ci sono, le emozioni sono tutte importanti, dobbiamo saperle riconoscere ed essere capaci di affrontarle. L'aiuto che le associazioni danno ai genitori è un aiuto meraviglioso, fondamentale. Non avrei mai avuto il coraggio di affrontare adesso, semplicemente alzare il telefono, insistere per telefonare. Ho questa forza che mi è stata data veramente dalle associazioni e non c'è vergogna, c'è solamente il desiderio di riprendere a vivere, il desiderio che mio figlio possa stare bene e che cominci a vivere secondo la sua vita, secondo quello che lui desidera. E quando guardo Mattia, quando guardo i ragazzi dell'associazione, posso solo pensare che ce la possono fare. Noi genitori dobbiamo fare la nostra parte e non è una parte facile, perché anch'io ho messo fuori mio figlio da casa mia perché ho subito violenza da parte sua. Quando un figlio ti picchia, quando un figlio ti punta il coltello alla gola è pesante, però so che quello che sono riuscita a fare, veramente questa forza enorme, ve l'hanno data loro e io li ringrazio. Ringrazio anche il CERT, perché sinceramente attraverso in sé persone come la dottoressa Piotto, la dottoressa Barboni, mi permetto di fare i nomi e i cognomi, sono state fantastiche con me come genitore, con mio figlio, e mi hanno messo in contatto con Betty e con l'associazione. E io invito i genitori che hanno queste difficoltà a non chiudersi, anche se la prima cosa che ti viene da fare, quella di chiudersi, invece no, dobbiamo avere il coraggio di sfrondare e di chiamare anche i nostri figli con il loro nome. In questo caso sono tossici, sì, certo, c'è un problema, va affrontato. Grazie cara Laura. E quindi grazie infinite. Grazie veramente Laura, ti ringrazio di cuore per questa testimonianza. Allora, intanto Mattia, proprio a caldo ti chiedo un commento su quello che hai sentito anche durante questa mattinata, soprattutto le parole di Laura, dell'avvocato Sartoretto, ma quello che cerchiamo anche di spiegare è che non bisogna aver paura e bisogna iniziare a parlare e a chiamare queste persone per nome e cercare di aiutare. Questo già ne abbiamo pochi, se perdiamo anche questi pochi ragazzi che abbiamo, ecco, è proprio terribile. Prego Mattia. Allora, penso che come ha detto appena adesso Laura, come ha parlato prima l'avvocato Sartoretto, il problema, una volta i tossicodipendenti avevano un'identità, li riconoscevi, adesso invece sono molto più inseriti nella società e il problema è anche più socialmente accettato, quindi viene data meno attenzione, meno importanza alla cosa.
e prende tutte le fasce sociali, qualsiasi fascia sociale. Come ha detto Laura, bisogna partire dai bambini a imparare, a insegnargli a fare un lavoro di analisi, di conoscenza delle proprie emozioni, della propria emotività. E quello che è alla base anche del percorso che ho fatto io e del problema del perché le persone abbiano bisogno di dipendere da qualcosa, penso sia proprio questo, il fatto di non conoscersi appieno, non avere la capacità di fermarsi ed ascoltarsi e capire quello di cui si ha bisogno. E come hai detto anche te prima, i comuni, il governo, non so, mette in atto dei metodi di prevenzione che sono come dire, istantanei, no? Devono risolvere subito il problema. Sembra quasi che abbiano paura ad avere una visione più lungimirante, no? e a mettere in atto dei progetti a lungo termine che partano proprio dalle scuole, dai ragazzini, a insegnargli cosa vuol dire la conoscenza, conoscersi e sapersi esprimere. Capire le tue fragilità. Capire le proprie fragilità. E quindi mettono in atto dei meccanismi che siano istantanei, no? Per risolvere, c'è un problema, lo risolviamo subito, quasi per fare bella figura. Per dover dimostrare, no? Certo. Per il bisogno di dover dimostrare. Anziché pensare di mettere in atto dei meccanismi che siano dei progetti a lungo termine. Perché non è un cambiamento che fai in 15, un mese, 2 mesi, un cambiamento non a medio ma a lungo termine. È a lungo termine. E questo comporta un supporto anche economico, un supporto emotivo che devi affrontare? Sì, economico sicuramente, penso sia più un dispendio di energie, di impegno costante. Però sì, comunque ci vuole tempo, tanto tempo. Giusy, poi andiamo dall'avvocato Sartoretto. Vai Giusy. Ciao Mirella, ascolta Mirella, ma posso cambiare discorso? Prego. Ecco, allora Mirella, quando esco di casa al mattino che non vedo Sveglia Veneti, la guardo in replica al pomeriggio e sono 2 giorni che vedo quei sottotitoli sotto. Ho pensato, chiamo la Mirella per vedere se i registi possono fare la diretta anche al mattino per quelli che hanno problemi di udito, Mirella, coi sottotitoli. E vedi benissimo, ma sarebbe una bella cosa di farlo anche al mattino coi sottotitoli. Perché sai Mirella, noi diversamente giovani, non è che tutti abbiano il computer da vedere la replica, sino bisogna guardare al cellulare. E il cellulare, noi diversamente giovani, c'è quello che non sa neanche accenderlo, hai capito Mirella? Si potrebbe fare anche al mattino con i sottotitoli. Vabbè, diremo alla direzione questa telefonata. Ti ringrazio, Giusy, perché è importante anche le telefonate che fate, i supporti, ecco, quello che vorrete. Sa che io vi ascolto tutti. Grazie cara Giusy. Avvocato Sartoretto, allora come commentiamo quello che sta dicendo, la difficoltà di trovare fondi, eppure anche in provincia è stato trovato un tesoretto di 12.000 euro che adesso viene dato alle associazioni di volontariato, viene diviso. E soprattutto ecco, per quando chiedi tu qualcosa che riguarda il tuo futuro anche di associazione, non sono mai soldi, mai, l'hanno detto chiaro anche queste famiglie, però dove vogliono i soldi li trovano. Prego avvocato. Ma io credo questo, il fenomeno oggi della tossicodipendenza è un fenomeno che tra l'altro è un'escalation per cui aumenta sempre più in fasce che non sono identitarie o chiaramente identificabili, sono persone che apparentemente sono perfettamente integrate nel sistema. Il problema è questo, si diceva prima Mattia, bisogna prevenire, perché sì, c'è tutta la normativa di repressione del traffico di stupefacenti, eccetera, ma là si tenta di risolvere il problema a valle.
bisogna risolverlo o tentare di risolverlo a monte il problema. E per risolvere il problema a monte ritengo sia un problema culturale, un problema di sensibilità che devono avere le famiglie, i pubblici amministratori, in generale i cittadini, perché è un fenomeno che può toccare tutte le famiglie o tante famiglie. Non è un fenomeno di nicchia per cui ci sono gli sfortunati e invece no, può toccare a chiunque. Mi ha impressionato la testimonianza di prima del ragazzo, appena siamo Federico partiti con la trasmissione, che in maniera molto semplice, lineare, ha spiegato come l'uso degli stupefacenti in ragazzi di 15, 16 anni, eccetera, è la scorciatoia per risolvere un disagio, o è interpretata come scorciatoia per risolvere il disagio. Ma ecco, è qua il tema. Bisogna che le famiglie, le istituzioni, la scuola capiscano un momento prima il disagio in cui è la persona che poi si butta nell'uso degli stupefacenti. Ma scusa Sartoretto, è vero questo? Voglio fare prevenzione, ma per fare prevenzione bisogna investire nella famiglia, bisogna investire nella scuola. Certo, e non si fa. Non si fa. Allora? Non si fa. Io non ho nessuna difficoltà a dire che secondo me c'è meno sensibilità anche da parte del pubblico su questi temi rispetto a tanti anni fa, rispetto a quando ci si muoveva ancora un po' così, andando per tentativi. Oggi fenomeni sono stati studiati, è stato studiato il fenomeno della prevenzione, è stato studiato come in qualche modo uscirne, ci sono degli organismi, ecco la comunità di San Patrignano di cui parliamo stamattina, è uno degli emblemi, e quindi si tratta di volontà politica e ci deve essere la volontà politica di affrontare questi temi ritenendo che non è una cosa che tocca a qualche sfortunato, è una cosa che può toccare tutte le famiglie, qualsiasi anche la famiglia. politica. Si ricorda anni fa che dicevano che nei bagni del Parlamento girava la droga? E anche la politica. No, perché lo diciamo, poi non si è saputo più niente, che c'era la droga nei bagni, no, è vero, non è vero, però hanno lanciato il sasso, poi è messo tutto a tacere, perché si toccano i piani alti. Quando vai a toccare i piani alti, apriti sesamo. Ecco, cosa vuoi dire rispetto a quello che hai sentito, Mattia, tu che hai vissuto, che sai di cosa parliamo e di quanto poi è difficile uscirne, come dici tu, i percorsi sono lunghi, non sono a breve e medio termine. No, sono Prego, a lungo termine. Mattia. Allora, il discorso è questo, e parlo proprio da tossicodipendente, quindi parlo in prima persona. Il problema, anche il fatto di cercare delle soluzioni, noi adesso parliamo di ricercare soluzioni a livello politico, ma secondo me bisognerebbe partire già molto più, anche per un dispendio minore di denaro, no? Partire a fare prevenzione a livello familiare, no? Comunicare alle famiglie, alle singole famiglie che hanno il problema in casa, soprattutto senza dover generalizzare e partire a combattere i cartelli della droga e questo e quello. A quanto importante è prendersi del tempo per ascoltarsi. Per ascoltarsi, per ascoltare i figli, per ascoltare il nucleo, per ascoltarsi a livello familiare, no? Le famiglie, adesso viviamo in una società molto frenetica, no? E penso anche che viviamo in una società che è spinta non tanto, ognuno di noi è spinto non tanto dai propri bisogni, ma da quei bisogni che pensiamo siano nostri, ma che sono condizionati dal contesto sociale di cui facciamo parte. Sai Mattia, io ho sentito un ragazzo, l'ho raccontato anche delle volte a Sveglia Veneti, più di qualche volta, quando mi ha raccontato un ragazzo sopra le righe. Quando, sai Mirella, quando esco al mattino, la prima cosa, quando mi alzo da letto, mia mamma che mi dice: hai fatto il letto? E lo zaino è a posto? Hai fatto questo? Ma non gli viene in mente magari di darmi un abbraccio e di dirmi magari buona giornata? Ci sta? Ci sta, questi sono i genitori che si preoccupano di quello che non serve.
Cos'è? Il problema è il letto che non è fatto, il problema è lo zaino se non è a posto, o è il problema di capire cosa in quel momento tuo figlio, che lo guardi, che hai la fortuna di vederlo, perché magari alla sera non lo vedi, ma questa... al mattino quando si alza te lo vedi davanti, cioè dice questo ragazzo, ma è così difficile darmi un abbraccio invece di farmi tutto sto casino, ma questo che è vado quello fuori che ho sempre imparato a San arrabbiato. Patrignano. Vai. Questo è quello che San Patrignano mi ha dato la possibilità di imparare attraverso la struttura, attraverso gli operatori, cioè mi ha dato l'opportunità di imparare, intanto di distaccarmi dal contesto sociale, da quella realtà di cui facevo parte prima di entrare, ma poi appunto di imparare a conoscermi, ad ascoltarmi, a prendermi del tempo per ascoltarmi attraverso le relazioni con gli altri. Senti Mattia, prima ho sentito la telefonata di Laura che fa veramente riflettere. Che conosco. Quando tuo figlio ti punta il coltello alla gola, là è molto dura e molto difficile. Cosa succede nel vostro... Tu l'hai provato, sai cosa vuol dire questa rabbia, questa disperazione che non riesci più a frenare perché il cervello non lavora più, lavora alla sua maniera, non ti rendi neppure conto dei gesti che fai. Ma io mi metto nei panni di questa mamma che si trova col figlio col coltello alla gola. Si può arrivare a tanto, ma proprio si può arrivare a questo? Sì, purtroppo sì. Si arriva a questo e anche a molto peggio. Perché a un certo punto non sei più tu che hai il controllo di te stesso, ma è la sostanza nel nostro caso, o comunque qualsiasi altra dipendenza, perché adesso non dobbiamo parlare solo di dipendenza da sostanze, la dipendenza ormai la trovi in qualsiasi cosa, perché il bisogno, le mancanze che abbiamo, che ognuno di noi ha, ti portano a ricercare un qualcosa per andare avanti, per avere un aiuto per andare avanti. Quindi si può dipendere da qualsiasi cosa, dalle sostanze, dal gioco, dai computer. Dalla velocità. Ma sì, ma anche solo dal dover dimostrare un qualcosa perché pensi che la società ti richieda qualcosa. E quindi da farti prendere di essere perfetto, da quella frenesia, sì. La perfezione di te stesso. Avvocato, come devo correre perché purtroppo il tempo è tiranno. Sono parole molto forti quello che dice Mattia, da soli non possono farcela, hanno bisogno di un supporto, e se il genitore non è in grado di supporto, poi abbiamo sentito prima cosa ha detto Giuseppina, mi sono rimboccata le maniche e sono andata in internet, nei social, per capire se c'era qualcuno che mi poteva aiutare, perché è difficile anche rapportarsi con le istituzioni, è difficile perché in quel momento dimostri il fallimento della famiglia, del genitore, ti devi confrontare. Allora il supporto di chi? Di chi ha già provato la tua esperienza. È là che deve arrivare il supporto. Ma mi sembra che non sia così facile trovare sta roba. Io credo che ovviamente ci sono dei servizi che si occupano di queste cose pubblici, c'è il CERT, ci sono i CERT nell'ambito dell'organizzazione delle ULSS, ma è imprescindibile che, secondo me, che la cerniera fra l'utenza e anche i servizi pubblici che ci sono siano le associazioni di volontariato. Diventano fondamentali perché spesso, un po' perché le famiglie hanno quella ritrosia di dire ma insomma a me è capitata sta disgrazia, devo andare al CERT, devo farmi vedere. Tante volte c'è questa difficoltà di capire, di rapportarsi con una realtà che no. E quindi il mondo dell'associazionismo che si occupa di queste cose è una presenza, secondo me, fondamentale, perché è attraverso quel mondo che in molti casi, non in tutti, ma si riesce a prendere per mano la famiglia, ma soprattutto chi ha il problema della tossicodipendenza, per tentare di dargli una mano e ricondurlo nell'alveo di quei servizi che sono i CERT, che sono poi l'inserimento in comunità, che sono poi il seguire un percorso in cui tentare di tirar fuori da questo inferno, perché di questo si tratta, chi si è o si sta perdendo. Mauro da Venezia, vai Mauro, ciao. Ciao, buongiorno a tutti, volevo salutare intanto
Mattia che personalmente ci ha dato una mano con nostro figlio Andrea e ci ha accompagnato su questa bellissima realtà che è San Patrignano. Quindi mi ha dato veramente la possibilità di respirare di nuovo, e quindi un saluto grande a Mattia e a tutta l'associazione di Treviso, che è fondamentale. Devo dire all'avvocato che sì, è cambiata un po' la questione del tossico, che non si vede più, però è cambiato, è un po' nascosto, ma il problema comunque rimane. E quindi io credo che alla fine sia importante che lo Stato e tutto il contesto ci dia una mano a queste associazioni, perché senza queste persone splendide noi non potevamo dare una mano ad Andrea. Solo avendo vicino queste persone siamo riusciti a far capire a noi stessi per primi, e poi soprattutto ad Andrea, che la vita va ripresa. Quindi grazie ancora anche da parte della mia compagna Elisabetta, quindi siamo in attesa e siamo contentissimi di questo. Grazie ancora, grazie Mattia. Grazie Mauro della telefonata, sono telefonate di supporto a questo lavoro importante che stanno facendo queste famiglie, queste persone, questi ragazzi, per cercare, ecco, di far capire ad altri ragazzi che non è questo il modo di vivere, che porterà solo alla distruzione della persona. Ma soprattutto, vedi Mattia, io sono convinta che sarete voi nel futuro a occuparvi di queste cose, io sono convinta, perché prima o poi voi ci arrivate a sedere su quelle poltrone dove sono sedute persone incompetenti, persone che non ascoltano, persone che non sanno dare risposte, che non sanno neanche di cosa si tratta. Ecco, questo lo dico anche all'avvocato Sartoretto, la politica deve cambiare, noi abbiamo bisogno di competenza, abbiamo le persone, il problema è che non vanno avanti, non c'è niente da fare. Io lo dico tutte le mattine alle segreterie politiche, non è che non ci sono le persone brave, le persone che sanno, che possono aiutare, è che non interessano alla politica, perché la politica deve comandare, deve governare. Io non so se in futuro, ecco, io ad esempio Mattia dico sempre che darei il voto ai sedicenni, come gli diamo il patentino e li mettiamo su una strada, allora là si può, però il voto no, perché sai, io sono convinta che hanno paura del voto, perché cambierà il mondo questo voto. Io sono convinta che cambierebbe il mondo. E quando mi dicono, ma non sono preparati, ma dobbiamo prepararli perché il quarantenne è preparato, il trentenne, il cinquantenne, l'ottantenne che va a votare è preparato, Sartoretto, oppure c'è la paura di confrontarsi con questo giovane che adopera già l'intelligenza artificiale, quelli che la vogliono mettere proprio in primo piano non sanno neanche di cosa parla, e loro sono già molto avanti, vanno già a scuola con i compiti fatti con l'intelligenza artificiale, pensa a te che problemi hanno. Forse dobbiamo capire, forse di responsabilizzarli di più, perché e chi sei, e cosa fai? E prima o dopo la compagnia arriva e ti dice, ascolta, fumate sta canna, che te vedrà che i tuoi problemi passano. Io ho toccato questo anche qui diversamente, quelli che dormono per terra sulle strade dopo lavoro. Io ho visto cosa succede, perché ci sono questi famigerati caporaletti che fanno questo e nessuno vede, nessuno parla. Io ho cercato di mettere una goccia, non ti dico cosa è successo, cosa mi hanno detto sui social, a parte che me ne frego altamente, proprio non mi tocca minimamente. Però la cattiveria di colpire quando stai cercando invece di migliorare la comunità, questi imprenditori, specialmente trevigiani, che non vogliono rendersi conto che devono agire e fare qualcosa, come facevano i vecchi industriali di una volta, che prima cosa facevano la casa e davano dignità all'operaio, adesso invece di pagare l'operaio paga il CEO che magari fa fallire anche l'azienda, ma bisogna no, oppure magari qualche yacht in meno, dico sempre Sartoretto, qualche villa in meno, visto che gli nega tanto, e magari impegnarsi di più per la comunità, perché c'è ora anche di scominciare a dirle ste robe, oppure il sponsor numero uno, ma il numero uno è partito dal campetto, cioè non sei che arriva là, sbaglio, cioè dobbiamo anche iniziare a dirle ste robe, chi si dà una mossa,
Ma chi è che ha il coraggio di dirle? Mirella sì, perché problemi ho, e cosa faccio? Cosa possono farmi? Perché dico la verità, quello che sento deve essere un problema, e invece Mirella è un problema, hai capito che Mirella diventa un problema per qualcuno. Allora, lo sa benissimo Sartoretto, cerchiamo di segare Mirella, vero Sartoretto? Cerchiamo di segarla, che così, però è dura perché Mirella si rialza ogni volta, e adesso come mettiamo qua un'altra volta, che sei qua di fronte, Allora Mattia, cosa vuoi dire? Saper rapportarsi? No, io penso che la differenza stia nella motivazione che ti spinge a fare le cose, no? A prendere determinate scelte. Quale motivazione può spingere un politico o un imprenditore a decidere di mettere in atto dei piani di prevenzione? Le sue motivazioni possono essere sicuramente differenti da quelle che ho io di mettere in atto determinati piani di prevenzione e nel modo in cui metterli in atto, perché magari la decisione che prendo io, le motivazioni che spingono me, avendole vissute per primo, sono di un certo tipo, sono atte a risolvere il problema, partendo dalla foce, diciamo, partendo dalla base, ecco. Invece magari le scelte che possono spingere, penso, un politico, un imprenditore a mettere in atto determinati piani di prevenzione siano altri. Allora, sono altri e qualcuno l'ha capito, ed è un'associazione di volontariato. Malattia mentale, ce ne parla tantissimo. Cosa succede? Questa donna, la Maria Luana Calabrese, che ho avuto ospite l'altro giorno, che conosce, cosa ha fatto Mattia? Visto che nessuno si rendeva conto che queste persone sono bombe a orologeria, perché mentre diversamente agile lo vedi, manca una gamba, manca un braccio, vedi il problema, sul malato mentale non vedi nessun problema, perché non si nota. Come fai a vedere che ha problemi mentali? Difficile. Lei l'ha capito perché ha toccato con mano, perché come dici tu l'esperienza bisogna farla in casa, allora forse ti rendi conto. E lei ha detto, e ha investito su 2 case, dove lei accoglie, ecco qua il punto di riferimento, queste persone, le cura, cerca di fare quell'ascolto che hanno bisogno, sa come fare, però ha impiegato i propri soldi. Lei ha impiegato i propri soldi per un bene della comunità, di tutta la comunità, e prende queste persone con sé e cerca di aiutarle. Ma Sartoretto, ma allora Maria Luana Calabrese è un esempio di civiltà, di rispetto della comunità, di rispetto delle persone che sono bombe a orologeria e non sai quando, dove scoppieranno, in che maniera? È un esempio di come venire in soccorso di un pubblico, di una sanità pubblica che in questo in particolare e in altri campi fa acqua da tutte le parti. Perché la sostanza è, e mi assumo tutte le responsabilità di dire quello che sto dicendo, è che in tema di salute mentale nel corso degli ultimi 20 anni si è fatto sempre meno da parte del pubblico, non sempre di più. Nel senso che forse 20 anni fa si dava qualche risposta in più rispetto a quella che si dà oggi, in termini di personale medico dedicato, in termini di possibilità di accedere ai servizi, in termini di inserimenti che consentissero alle famiglie di tirar fiato, perché il problema del paziente psichiatrico è che è stato detto prima, la definizione credo sia tali, una bomba a orologeria. Una bomba a orologeria che all'interno della famiglia destabilizza tutta la famiglia a un certo punto se il paziente non è seguito dai servizi che devono essere pubblici adeguatamente. E allora iniziative come questa, in cui privati in buona sostanza, associazioni, vanno a sostituire, vanno a vicariare quella che dovrebbe essere un'attività pubblica, perché sono dei malati
il paziente psichiatrico è un ammalato, non è un fenomeno sociale di un qualche tipo, è inquadrabile nel settore della malattia e bisogna che il pubblico capisca che non è che è una nicchia per cui insomma no, si può e non si può, tanto già sono pochi, sono tanti, no, perché torniamo indietro al concetto di paziente psichiatrico che c'era 50-60 anni fa e quindi non può esserci e non si può risolvere il problema con la marginalizzazione, che poi è marginalizzazione non solo del paziente ma anche delle famiglie. Fermo. Lei fa questo? Tutti lo sanno, perché è un paese alla fine dove è aperto, non dico il 9 perché non voglio far polemiche, se no viene fuori. E nessuno si presenta all'inaugurazione della politica. Né quella comunale, né quella provinciale, né quella regionale. Lei apre questa casa per tutti, quelli che hanno bisogno, perciò per la comunità, per la sicurezza della comunità, e nessuno si presenta. Come la mettiamo? Allora il problema cos'è? Non è un problema che non si vuol toccare, non si vuol dare visibilità a questa persona che con i propri soldi ha creato qualcosa di importante per tutta la società. Qual è il problema? Che il politico ha paura di presentarsi, però ai tagli di nastri che magari non servono a niente, che anche danno anche fastidio a volte, che non sono neanche ancora pronti i lavori e già tagliano i nastri, dopo chissà. Però là ci sono. No, com'è sta storia della politica che non vuole affrontare il problema risolto da un privato? Beh, io nello specifico non conosco i dettagli di questa questione, quindi, ma sì, non mi meraviglia che ci sia una sorta di necessità da parte della politica di erigere una staccionata per cui insomma noi siamo noi e voi siete voi. Ecco, ritengo sia un atteggiamento sbagliato perché in questo momento la politica, quindi le istituzioni, quindi i luoghi deputati a risolvere questi problemi hanno la necessità e il bisogno di essere supportati dal mondo del volontariato perché sennò la situazione sarebbe, che è già grave, ancora più grave. Andiamo a vedere questo maxi sequestro di droga. Adesso dovrebbe partire il servizio. Maxi sequestro droga. È una delle più clamorose operazioni antidroga mai messe a segno nel Bassanese. I carabinieri della compagnia, assieme ai reparti investigativi dell'Arma, hanno inflitto un duro colpo al traffico di droga nel Bassanese e nella fascia pedemontana, fino all'Alto Vicentino. I carabinieri hanno sequestrato ben 683 kg di hashish e arrestato un cittadino marocchino di 44 anni, senza fissa dimora. L'indagine è partita nei mesi scorsi con una sofisticata attività di intercettazione ambientali e pedinamenti che hanno visto i carabinieri di Bassano infine monitorare un garage sotterraneo nelle vicinanze della stazione ferroviaria. Al centro dell'attenzione un furgone nero, visto sostare davanti a uno specifico box. I militari si sono messi sulle tracce del mezzo, intercettandolo mentre lasciava il centro cittadino in direzione della Pedemontana e verso Colceresa. Il conducente ha destato ulteriori sospetti per la guida irregolare, così almeno riferiscono i carabinieri. Il furgone è stato seguito per parecchi chilometri e si è fermato all'altezza del casello di Colceresa. Durante il controllo nell'abitacolo i detective hanno notato una grossa borsa lasciata aperta contenente numerosi panetti di hashish.
È scattato l'arresto del marocchino perché la perquisizione nel furgone ha permesso di recuperare 230 panetti, pari a 23 kg di sostanza stupefacente. Le verifiche sono poi proseguite nel garage segnalato a Bassano. All'interno del box erano nascosti altri 660 kg di hashish, confezionati in panetti identici a quelli trovati sul furgone. Il cittadino marocchino, su ordine del magistrato di turno della Procura di Vicenza, è stato condotto nel carcere di San Pio X. Il GIP ha quindi convalidato l'arresto disponendo la custodia cautelare in cella. Le indagini adesso proseguono per ricostruire la provenienza dell'ingente quantitativo di hashish e individuare i complici e i destinatari del carico. Lorenza da Mestre, vai Lorenza. Buongiorno Mirella e i suoi ospiti. Io volevo dire a riguardo appunto all'argomento che state discutendo in questo momento, no? Ecco, volevo un attimino parlare del discorso che state attuando in questo momento in studio con... Vede Mirella, a me quello che mi rattrista molto è che quando si parla di centro salute mentale, molte persone, molta gente che non sanno il problema dove consiste, come è stato scatenante di un individuo, eccetera. A me mi fa paura l'ignoranza delle persone. Cioè io quando parlo delle problematiche, che ho occasione di parlare con alcune amiche, eccetera, mi dicono no, tu sei matta perché vai in profondità. Ma è un problema che riguarda tutti noi. Io ho dovuto affrontare 3 liti da sola, e sono fortunata che non ho avuto il crollo. Però quando si parla di centro salute mentale, la gente scappa. C'è una profonda ignoranza in merito a tutto ciò. Cioè si va a ghettizzare la persona che soffre. E questo Mirella mi fa girare veramente le scatole. E qui chiudo perché ci sarebbe da dire, insomma. Grazie cara Lorenza, grazie. Cosa vuoi dire Mattia, sia il servizio che abbiamo visto e anche le parole di abbiamo paura di tutto ormai? Sì, purtroppo bisogna affrontare anche sicuramente una componente di vergogna quando, come parlavamo prima, le famiglie devono non so, affacciarsi per la prima volta in associazione ed esporre il problema di avere un figlio o un componente della famiglia che è tossicodipendente. C'è anche una grossa componente di vergogna a causa di tutti quei pregiudizi e dell'ignoranza che c'è appunto riguardo questo tema. E la salute mentale è uguale. Parti già dal presupposto che non c'è abbastanza informazione, la gente non è informata su quelli che possono essere i problemi mentali, di salute mentale, cosa comporta avere un familiare con determinate problematiche, quali sono anche i problemi che comporta questa patologia, perché c'è solo un chiacchiericcio, lo conosciamo solo a livello di pettegolezzo, questo è matto, questo è depresso, però fondamentalmente sono solo chiacchiere. E le quantità che abbiamo sentito di droga trovate? Nessuno vede, nessuno sente? Mi fa sorridere perché più di mezza tonnellata di hashish, cioè, non è che la nascondi in baule della macchina. Un po' alla volta non arriva, è così semplice da portare in garage. Nessuno vede, nessuno sente e vai, che vai bene. Fabio da Padova, vai Fabio. Ciao Mirella, buongiorno a tutti. Ascolta, ho appena visto il servizio sul sequestro della droga, no? Sì. Però io mi faccio una domanda e dico, ma se è consentito l'uso della droga, un minimo, no? Perché per l'uso personale, ma siccome la droga non la vendono né in farmacia neanche dal tabaccaio, è ovvio che la gente la compra dagli spacciatori, quindi va contro la logica un discorso di una legge del genere, perché se io posso fare uso di droga personale, a quel punto devo comprarla da chi? La comprano dagli spacciatori, no? Questo volevo solo dire questo. Grazie Fabio, guarda, abbiamo anche l'avvocato Sartoretto, perciò accade a Penello. Prego avvocato. Sì,
è vietato comunque l'uso di droga, non è che c'è la discriminante che se ne uso poca è lecito. Diverso è il discorso della punibilità, nel senso che le sanzioni sono molto più attenuate se uno viene trovato in possesso di una dose che consuma per sé anziché fare spaccio, quindi non è che usare droga sia diventato possibile per tutti, no, è comunque vietato l'uso di stupefacenti, c'è solo una discriminante sulla quantità che viene trovata addosso a una persona. Detto questo, abbiamo visto un maxi sequestro di sostanze stupefacenti, non può che essere un fatto positivo, visto che le forze dell'ordine stavolta hanno raggiunto un obiettivo importante. Certo che viene da chiedersi quanto materiale di questo genere c'è in circolazione anche in questo nostro Veneto. Ecco, sono dati che fanno, secondo me, rabbrividire, perché 600 kg di hashish in un garage a Bassano, beh, insomma, non è chi non veda che con 600 kg si fornisce una zona tipo la nostra pedemontana per qualche mese, insomma, quindi sì. La cosa credo che dovrebbe destare preoccupazione. La legge c'è, però molti dicono viene applicata in maniera oppure addirittura non viene applicata. Giustamente fuori onda Mattia diceva, anche se scoprono chi è stato, qual è la pena, la sanzione? Qualche mese? Ce la fanno? Ecco, cosa vuoi dire? Ecco, rispetto alla legge, a quello che dovrebbe prevedere la legge e soprattutto la pena che dovrebbe comportare quando si trovano queste persone che commerciano in una cosa che fa veramente tanto, tanto male a tutta la comunità? Allora, la domanda che mi sono posto è che pena verrà inflitta a una persona che ha più di mezza tonnellata di hashish in garage. Penso che questo cambi a seconda della collaborazione che questo personaggio può dare, del ruolo che ha, se da basista, se si spiffera, se era solo un basista oppure era un broker. Ecco, penso che dipenda da questo. Tu che hai provato, quanto è facile trovare? Però ci vogliono anche i soldi. Qualcuno dice, ma è possibile che questi genitori non si accorgano che questo ragazzo per fare questo ha bisogno di soldi e poi con questi soldi magari fa anche altro, compra le scarpe firmate, compra. Nessuno vede niente, cioè non è possibile a mio avviso. Spiegava bene Giuseppina, non volevo accorgermi, ma l'ha detto anche Elisabetta Rizzetto, era difficile decidere di dire è vero, purtroppo. Perché? Perché metti in gioco tutta la famiglia, te stesso? Sì. Metti in gioco tutto quello che hai costruito fino a quel punto là, perché una famiglia, penso che per mettere in piedi una famiglia, metti in atto dei progetti, ci credi con tutta te stessa o te stesso, se è un padre, se è una madre, quindi poi doverli smontare o dover realizzare che hai sbagliato tutto, mettiamola così, perché poi il pensiero penso sia quello che ti viene quando scopri che niente di quello che hai progettato sta andando come vuoi. E poi penso che fino a che gira denaro o non vuoi vedere, perché c'è anche un altro fenomeno di cui parlavamo proprio prima dell'inizio della trasmissione con Mattia. Dobbiamo tenere presente che quantità enormi, il sequestro che ci avete fatto vedere prima ne è testimonianza, di stupefacenti invadono il mercato e quindi i prezzi sono crollati e quindi facevamo l'esempio prima che una dose di crack, che è uno degli stupefacenti più letali che ci siano attualmente, una droga sintetica, ma si compra con 15 euro. Capite che un po' che ci arriviamo è l'equivalente di un pacchetto di sigarette. Ma non mi basta una dose.
L'hanno detto anche i ragazzi prima. Perciò i 15 diventano 30, 45. Però il problema soldi, certo che ci vogliono soldi, ma non servono cifre enormi, che poi uno cominci a usare e a assuefarsi, per cui invece di una dose a settimana ha bisogno di 2 dosi al giorno, banalizzo un esempio, allora uno mangia una sostanza, dissipa una sostanza drogandosi, ma c'è anche chi si amministra o amministra il proprio bisogno e quindi il problema soldi diventa abbastanza relativo, perché anche il giovane con la paghetta, con l'aiuto, con i soldi per l'autobus, eccetera, riesce a tirar fuori. Ci sta dentro, dai, mettiamola così. Riesce a starci dentro, ecco. E quindi il fenomeno del trovare lo stupefacente a poco prezzo è uno dei problemi che ci sono oggi. Se non ce la faccio rubo qualcosa, o in casa o fuori. Uno segue altri percorsi. Cosa vuol dire, Mattia? Tu facevi questo? Io facevo questo, ho iniziato a rubare in casa, ho iniziato a rubare, cioè la sostanza non avevo limiti per quando dovevo procurarmi l'eroina, cioè non avevo nessun ritegno. Cioè, era talmente forte certo, perdi di vista qualsiasi senso di pudore, di quello che è giusto o sbagliato. Quando è scattato il click che hai detto basta? Allora, il click diciamo che è scattato durante il percorso a San Patrignano, perché io sono entrato sì stanco della vita che stavo facendo, ma spinto dalla famiglia, dalla mia compagna. E quindi ti saluti, puoi salutare la famiglia e la compagna, poi ogni tanto salutiamoli la mia famiglia, salutate la mia compagna che ci starà guardando, Adele. Ciao Adele, e la mamma e il papà? Rino e Adriana. E Rino e Adriana salutiamo veramente, che fa piacere a mio avviso essere salutati. Avvocato Sartoretto, ormai il tempo è terminato, come ci saluta, con quale messaggio ci lascia? Che il pubblico deve capire i limiti che ha, che non può dare le risposte, anzi ne sta dando sempre meno, sia in questo campo della tossicodipendenza, sia ancora di più forse nel campo della salute mentale, e che deve guardare con attenzione e non con fastidio al mondo dell'associazionismo e del volontariato, perché è solo dalla sinergia del pubblico con il privato, con l'associazionismo, che si possono oggi dare delle risposte accettabili ai bisogni di chi si trova in queste situazioni. Grazie all'avvocato Sebastiano Sartoretto, presidente del Consiglio Comunale di Castelfranco Veneto, di essere stato con noi. Spero che si fermi ancora Mattia Scomparin, perché c'è un altro ospite, vorrei farglielo conoscere. Grazie, pubblicità. E saluto Stefano Franceschin, amici di Diego, mi fa molto piacere che sei tornato, anche a me, Stefano, poi sentiremo anche Maura Bertagnin che è qui, che sta ascoltando, sentiremo anche la sua voce, perché avevo piacere, Stefano, che conoscessi Mattia Scomparin. Sì. Questa storia di questi ragazzi che stanno cercando di uscire da questo tunnel molto buio che è la droga, che sono le tossicodipendenze, le sostanze e soprattutto questo nemico, ecco, questo maligno che hanno sempre dietro l'angolo, ovunque c'è l'alcol, la droga, il gioco online, cioè anche in casa, non vieni fuori, ti raggiungo in casa, qual è il problema? E non sono loro, c'è qualcuno che ha deciso, che ha pianificato questo, è questo che fa molto male. Qualcuno ha pianificato, non serve che esci, il Covid ha dimostrato, no? Tutti in casa che giocavano, secondo me il Covid ha aperto le porte a nuove frontiere di dipendenze e di modalità per portarle avanti. Allora Diego, cosa vuoi dire? Scusa Stefano, cosa ci racconti e questi amici di Diego, cosa avete fatto, cosa avete in programma? Racconto che sta proseguendo un lungo cammino. Spieghiamo anche di cosa si occupa l'associazione. L'associazione Amici di Diego si occupa di portare i ragazzi disabili nelle corse, e in questi periodi si è occupata anche di altro, nel senso che abbiamo acquistato un letto medico
perché ci sono delle problematiche ad avere le cose tutto subito, come si sa, e quindi a volte bisogna ricorrere a pagarle. È una mini polemica, ma non è una polemica, ma era giusto. Ma è giusto dirlo? Sì, io posso ringraziare tantissime persone, a partire già dal direttore generale della ASL, che si è attivato in tutti i modi, però poi ho visto che i modi non potevano essere veloci e di conseguenza quando c'è un'esigenza molto reale per una problematica di un ragazzo nostro che ha una malattia molto rara, l'abbiamo acquistato noi e so che l'abbiamo forse strapagato, però in verità c'era un'esigenza, quindi le amicizie varie di atleti e chiamiamoli sponsor, anche se sono più benefattori che sponsor, non hanno mai messo il loro nome in prima linea per dire chi erano, hanno contribuito e l'associazione stessa a fare questa operazione che serviva. Senti Stefano, tu che tocchi con mano assieme a tutta questa squadra che hai messo in piedi, cosa vuol dire purtroppo avere la sfortuna di nascere con una malattia invalidante, non poter fare la quotidianità che vorresti fare tutti i giorni? Abbiamo sentito quella testimonianza che tu hai portato, che a 32 anni non poteva più fare la vita che faceva prima perché era diventato cieco Mattia. E perciò lui si è chiuso in casa ed era disperato perché non era quella la vita che lui voleva, ma come faceva a uscire, chi lo accompagnava? E lui ha ammesso che fortunatamente ha incontrato questa associazione ed è riuscito a riprendere in mano la sua vita, a vivere quella quotidianità che non avrebbe potuto fare se non fosse arrivata l'associazione Amici di Diego. Ma il rispetto del proprio corpo, sapere che sei un nato sano ed è già una fortuna, sono nato sano, sono sano. Non viene mai in mente di mettere al primo posto prima di prendere la canna e dire adesso sono sano. Questa canna o questa sniffata che sto facendo o che farò fra poco comporterà veramente qualcosa che mi farà del male? È meglio evitarla oppure provare questa adrenalina, voglio provare anch'io, è più forte di capire che la salute è una e non può essere messa in gioco, il rispetto del tuo corpo? Mi stai dicendo una cosa che io ho imparato appunto affrontando un percorso di riabilitazione. Adesso, quando anche più volte al giorno, ancora adesso, mi capita di ripensare alla sostanza, a farmi, metto in atto sto pensiero qua, ma ne ho veramente bisogno? Cioè, sto bene, cosa comporta l'uso, farmi una pera di eroina, perché nel mio caso era quello, cioè, il benessere che prima provavo nel farmi, prima di intraprendere un percorso di disintossicazione, adesso non lo vedo più come un benessere, lo vedo come una cosa invalidante. Un nemico? Un nemico, perché mi toglie quella serenità, quell'equilibrio fisico e mentale che adesso ho trovato. Però è un ragionamento che metto in atto adesso e, come dicevamo prima, lo metto in atto perché ho imparato ad ascoltarmi, prima a valorizzarmi, ad avere rispetto del tuo corpo. Ad avere rispetto del mio corpo. Diego, cosa vuoi dire? Stefano, cosa vuoi dire a Mattia sentendo queste parole? Tu che invece tocchi con mano la sfortuna di non essere in un corpo sano, di non essere autosufficiente, di aver bisogno dell'aiuto dell'associazione per riuscire a fare quella quotidianità che prima facevi. A 33 anni diventare cieco non è così semplice, accettarsi. Ecco, il lavoro del volontariato un po' a volte che ti fa invece capire che ce la puoi fare, che puoi riprendere in mano la tua vita anche se in maniera diversa. Prego. Allora, come parlavo prima, Stefano, abbiamo qualche anno di differenza, quindi capisco il percorso dall'adolescenza in poi, e non solo l'adolescenza, dipendono poi tanto le compagnie e poi come può essere una persona mentalmente debole o fragile oppure molto forte. Per quel che riguarda la nostra associazione che porta ragazzi in carrozzina, io ho vissuto la mia vita, le mie feste le ho fatte non in quello che hai fatto tu, ma nel senso ognuno ha fatto l'adolescenza, e poi è stata una cosa per me una novità trovare la disabilità. È chiaro che in questa realtà uno dice i ragazzi disabili, capisci tante cose, c'è
varie possibilità, nel senso ci sono disabili che purtroppo non sono né fisicamente né mentalmente coscienti, e disabili come ho io fortunatamente, che sono quasi tutti ben presenti, quindi vivono una disabilità, che sanno che cosa hanno e quotidianamente l'affrontano, la vivono e si divertono fortunatamente. È chiaro che è uno sfogo, come per te che avevi questa problematica. Il disabile, se non ha uno sfogo per divertirsi o quello che sia, allora vivrebbe male questa, chiamiamola malattia, non so neanche come chiamarla, e quindi capisco la tua situazione. Per noi la situazione è diversa, però vedo che la felicità, l'aggregarsi, avere una compagnia sana, perché poi si torna come col discorso droga, se la compagnia è sbagliata tutto si porta a sé, momenti tristi e felici o quello che sia, oppure la carica di farmi appunto un qualcosa in vena mi dà quello stimolo che mi mancava. Posso immaginare che sia così. Chiara da Santa Maria di Sala, vai Chiara. Ciao Mirella, ciao ai tuoi ospiti. Ciao cara Chiara. Ciao, volevo dire due cose, cercherò di essere breve. Una, che ci sono tante persone veramente che non potrebbero far parte della nostra mostra, io ci sono. E a proposito di quello che avete appena detto delle persone cieche, ieri sera si è avvicinata una mamma di un ragazzo che è diventato cieco e disabile in carrozzina a seguito di un incidente in moto. E mi ha chiesto di farti questa domanda, perché ieri purtroppo non c'eri, e la faccio anche a voi, i tuoi ospiti lì presenti. Ha detto: questo mio figlio è diventato con questa disabilità a 25 anni, nessuno parla mai di come gestire l'affettività. Mio figlio ha degli impulsi sessuali che io da mamma non so più come gestire e non so neanche a chi rivolgermi. Onestamente mi ha trovato un po' impreparata, però io gli ho raccontato la mia storia e gli ho detto: guardi signore, io mi sono ammalata che avevo 14 anni, però anch'io avevo questi desideri, ma effettivamente se le persone non si avvicinano e tu non sai neanche con chi spiegarlo, a parte a un terapeuta eccetera. E poi volevo dire al tuo ospite lì che io ho un fratello che a 27 anni si è ammalato di un tumore cerebrale. Quando lui ha superato la malattia purtroppo l'ha condotto nel tunnel della dipendenza del gioco. Questa dipendenza è stata talmente forte che si è sfaldata la famiglia. Abbiamo tentato di fare dei percorsi con i gruppi di automutuo aiuto, però alla fine le tensioni in casa, tutto quello che è successo, purtroppo abbiamo dovuto nominare un amministratore di sostegno. Ad oggi è ancora dura, perché nonostante se non c'è la volontà, diciamo, ma forse anche lui è attratto, e quando c'è la rabbia, quando le cose non vanno, si ritorna in quel tunnel. Però nonostante tutto quello che è successo, finanziarie, debiti, perdite del lavoro, i processi penali, purtroppo vedo che non se ne va fuori da questa dipendenza, per cui forse adesso ascolto la trasmissione per sentire chi c'è passato, per dare anche a noi familiari da dire cosa si può fare anche per aiutarlo, perché talvolta sono onesta, a me viene la rabbia perché io ho già le mie problematiche e mi bastano, però quando in famiglia hai anche una persona così, vorresti in qualche modo dargli una mano, ma dall'altro lato vedi che la dipendenza, e quello che mi diceva il CERT però era questo, e concludo con questa frase, che a volte non si può morire in tre, è meglio che muora una persona soltanto, perché di fronte a una dipendenza ti porta tutti sotto, perché non sai come fare, perché poi trova tutti gli escamotage, tutte le bugie, non riesce a credergli più. Grazie Chiara, un grande abbraccio, complimenti anche per ieri sera, questa mostra Io ci sono, che sta girando tanti comuni della provincia del Veneto e non solo. Mattia, vuoi velocemente rispondere, poi ci saluti e facciamo entrare Maura? Penso che abbia toccato un tema che è ancora
un tabù, totalmente un tabù, cioè la sessualità, l'affettività che un disabile prova, perché di cosa stiamo parlando? Cioè, siamo persone con differenti abilità. Esatto. Ma con le stesse emozioni. Che purtroppo arrivano ad avere delle limitazioni. E però non ci viene in mente di pensare a 360 gradi ai loro bisogni? Cioè, dobbiamo solo pensare a comprargli la carrozzina, che carrozzina procurargli per spingerlo, ma è tutto il resto? Sì. Quindi penso sì, e penso sia un problema ancora dove non si è fatto praticamente niente. No, non si vuole toccare proprio il problema, è un problema che veramente... C'è anche tanta vergogna dietro. Allora, con questa mostra che diceva Chiara, poi facciamo entrare Maura Bertanin, ci sono stati 2 ragazzi diversamente agili, come li chiama Mirella, un ragazzo e una ragazza, e a un certo momento io vedo che lei guarda questo ragazzo. E io gli dico, ti piace? E lei mi fa capire che è bello, mi dice è bello. Allora guardo lui e dico, hai sentito cosa ti ha detto? Anche tu di qualcosa, no? Lui la guarda, mi vuoi sposare? Cioè, una roba. E poi quello che mi ha commosso è stato l'abbraccio che si sono dati. Perché ho detto, allora adesso dovete abbracciarvi, no? La delicatezza dell'abbraccio di queste 2 creature è stata una cosa di un commovente. Avevano perfino paura di farsi male, si toccavano con una dolcezza che veramente fa riflettere, che forse dobbiamo imparare da queste persone, altro che amarli o etichettarli con dei nomi disumani, a mio avviso. Queste maledette etichette, invece di chiamarli per nome e di capire che hanno gli stessi impulsi di tutti gli altri, perché lui non lo può fare. Ma come, mi dice questa mamma, si tocca? Se si tocca, che ho detto, così ho il problema. Vado dal psicologo, ma sento fuori di testa? Cioè, ma lascialo fare, ma è normale. Cioè, quello normodotato lo può fare, lui no, perché l'altro non lo fa. Esatto, cioè, capisci che invece di aiutare è già il genitore stesso che lo mette all'angolo, che lo fa sentire diverso, o sbaglio? Allora salutiamo Mattia Scomparin perché il tempo è tiranno, spero che verrai a trovarti ancora, magari fare un bel giro qui ragazzi, quando che ti viene qualche strana idea te chiami Stefano sicuramente un deterrente Stefano, ascolta, con una strana idea meglio che venga a tirare a carrossea con qualche duni, tutto può essere utile, perciò ti darò il numero di Stefano, che così avrai un motivo in più per vincere questa guerra che stai cercando veramente di vincere con tante battaglie molto dure. Grazie veramente di cuore. Grazie a te, grazie. Allora andiamo a vedere anche questa cosa che veramente fa veramente impressione, perché non si riesce più a capire dove andiamo a parare, però bisogna anche fare qualcosa perché non se ne può veramente più, e soprattutto queste truffe che sono in atto tra finti carabinieri. Breda Di Piave, andiamo a sentire e cambiamo l'ospite. Buongiorno, la vostra macchina è stata utilizzata per commettere una rapina. È iniziata così la telefonata del finto carabiniere ad una coppia di trevigiani, 82 anni lui, 62 lei. Ma questa volta al truffatore, un 19enne campano, non è andata bene, perché il giovane è stato notato al telefono con fare sospetto da alcuni residenti in zona Fra Giocondo. Così una pattuglia si è avvicinata. Il truffatore, gravato da numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e contro la persona, stava uscendo frettolosamente da un appartamento in via Massimo d'Azeglio. È stato fermato prima che potesse darsi alla fuga. Sulle spalle uno zainetto, occultati all'interno c'erano monili in oro e preziosi del valore di circa 70.000 euro, orologi e gioielli che il 19enne si era fatto consegnare dalle vittime della truffa. Per il giovane si sono aperte le porte del carcere di San
Santabona a raccontare quanto accaduto proprio la coppia raggirata e derubata. Quando i coniugi si sono presentati in questura per la denuncia, hanno spiegato di essere stati contattati da un finto carabiniere che ha riferito che la loro macchina era stata utilizzata per commettere una rapina e che di lì a poco un delegato si sarebbe recato a casa loro per fare delle verifiche. L'interlocutore ha dato al marito indicazioni di raccogliere e mettere a disposizione tutti i preziosi presenti nell'abitazione perché era necessario escludere che gli stessi fossero parte della refurtiva, mentre alla moglie è stato detto di recarsi tempestivamente in caserma per formalizzare la denuncia. Alla porta poco dopo si è presentato il 19enne riuscendo ad entrare e farsi consegnare i gioielli. Il truffatore è stato arrestato e i gioielli sottratti restituiti alle vittime. Anche la fragilità può essere una truffa. Fingo di aiutarti ma non me ne frega niente e ti do un qualcosa che non supporta niente. Cosa ne pensi, Maura Bertagnin? Anche lei appunto la difficoltà di aiutare l'associazione, le fragilità. Com'è la situazione, Maura Bertagnin? Allora, diciamo che come associazione cerchiamo di fare il meglio che possiamo. Con tutta l'umanità che ci portiamo dietro, io, Stefano e tutte le persone che girano intorno a noi. E non sempre è facile perché comunque la burocrazia incalza molto, quindi per ogni cosa che dobbiamo fare dobbiamo dietro fare molte carte, abbiamo bisogno di avere un'assicurazione, abbiamo bisogno di avere un commercialista che ci aiuta, se no non potremo andare avanti. E questa è la parte difficile. Dopo dall'altra parte comunque abbiamo anche molta solidarietà, molte persone che ci aiutano, abbiamo gli atleti che in primis spingono i ragazzi in queste imprese che noi facciamo, che se non ci fossero loro non potremmo fare. E abbiamo anche la parte economica, che sembra di no, ma il mondo va avanti con i soldi. Quindi abbiamo bisogno di aiuto anche dal punto di vista economico, abbiamo degli sponsor. Stefano vediamo anche, scusa, le immagini di amici di Diego, perché sono importanti vedere anche le immagini, eccole qua. Prego, prego Maura. Stefano raccontava prima del letto che abbiamo comperato per aiutare questo ragazzo nostro, perché se fossimo andati per la strada pubblica staremmo ancora aspettando il letto, e quindi grazie all'aiuto un po' di tutto, degli sponsor che hanno dato il grosso, ma anche degli atleti che silenziosamente hanno fatto delle offerte, abbiamo potuto fare questo acquisto. E questa è la parte bella che è quella che magari si vede meno, e è l'umano che c'è in noi che viene fuori, e questa è la parte importante. Le foto che stiamo vedendo sono le foto di una delle ultime corse che abbiamo fatto, ecco qua tutto il gruppo con alcune autorità e gli atleti che portano i ragazzi. Diciamo, facciamo il bello per i ragazzi, ma ci divertiamo anche noi. Infatti penso che dalle foto si colga che anche, ecco, qui è un momento in cui ci hanno dato il riconoscimento, ci hanno dato un premio come gruppo numeroso e ci hanno premiato. Sono delle immagini che fanno molto riflettere cos'è la fragilità, soprattutto anche a livello psicologico, Stefano, perché nel momento che tu non esci più di casa, non hai nessun supporto, non sai a chi rivolgerti, la crolli. Ecco l'importanza dell'associazione che arriva e che ti fa veramente capire che la vita è diversa, però ce la possiamo fare. Ecco, cosa ti dicono queste persone alla fine quando questo trasporto diventa una necessità per loro, diventa un modo di respirare, di dire sono ancora vivo, nonostante tutto sono ancora vivo. Prego. Diciamo che è un aiuto sia per i ragazzi che per i genitori dei ragazzi, perché è chiaro che quell'ora, quelle 2 ore, quelle 3 ore, a seconda della lunghezza della corsa, creiamo una gioia nei ragazzi, perché comunque il gruppo è un gruppo affiatato, tra risate e scherzi che poi ci facciamo in corsa diventa ancora più piacevole la corsa stessa, e poi è il momento di svago per i genitori, è quel momento che vedi tuo figlio, tua figlia felice, e quindi è un momento che è poi di inclusione per tutti quanti. Quello che sarebbe bello è che tutte le associazioni si riunissero in un contesto del genere, che non succede, perché sembra che nascano come i funghi e poi muoiono finita la stagione dei funghi, perché poi funziona così. E secondo me invece l'unione di varie associazioni che facciano la stessa cosa o che facciano cose diverse
può essere sempre una binata giusta, serve poi per portare le problematiche che ci possono essere a livello nazionale o le problematiche che ogni gruppo può avere, da una semplice ruota bucata, chi me l'aggiusta, a mi manca un giubbotto, o era per dire la cosa. Purtroppo non è così, perché vediamo che nascono tantissime associazioni e poi chi più pubblicità, chi meno pubblicità, chi più farsi vedere, chi meno farsi vedere, o spariscono o compaiono in varie situazioni. Non si va da nessuna parte, si continua a andare. È un po' come poi il sindaco che fa la foto e poi sparisce. Senti Stefano, no, ma è vero quello che dici, funziona proprio così. Sì. Però è il problema che anch'io sto notando, nel senso che invece di unire le forze, proprio gli addetti ai lavori, diciamo così, no? Che dovrebbero fare questo, invece dividono sempre di più. Ecco, ci sono tavoli dove associazioni mi dicono non ho mai partecipato, nessuno mi ha mai chiamato, eppure sono iscritta regolarmente a RUNS in regione, ho pagato come dice Maura, perché ormai per fare i volontari bisogna pagare e non c'è niente da fare, dove invece anche col Covid, lo dico tutti i giorni, abbiamo tenuto in piedi il paese per il mondo del volontariato che andava nelle case a portare la spesa, a trasportare la persona che aveva bisogno, ma si sono dimenticati di tutto. Adesso qual è il problema? E soprattutto il mio terrore è che con i nuovi carrozzoni che vogliono mettere in piedi, ecco io li chiamo così perché come dici tu alla fine vedremo chi ha ragione e chi ha torto, ecco, non stiamo tentando di fare il re, la regina e i principini, tutto il resto deve essere eliminato. Come faccio a eliminare tutto quello che ha tenuto in piedi il paese, che era il piccolo e medio volontariato fatto da diversamente giovani? Con la burocrazia, con l'onerosità del costo dell'associazione. Fatto questo io elimino una gran parte perché non può resistere, non sono in grado di gestire questa nuova tecnologia che io ti impongo. Pensate solo a aprire i portali, cioè non riescono neppure loro. Non riescono neppure loro, quelli che ti dicono di aprire, aprimelo tu. No, bisogna chiamare l'addetto ai lavori, funziona così, sapete, credete a Mirella. Allora, alla fine cosa otterranno? Ecco, questo che io vorrei capire, perché colpiscono il cuore pulsante del paese, quello che tiene in vita il paese. Avevano intentato anche con le Proloco, quante Proloco, con gli alpini che non riuscivano neppure a iscriversi a RUNS, per fortuna dopo si è accorto e ha detto forse è meglio che rivediamo la situazione. Cosa vuoi dire Stefano? Ma l'abbiamo vissuta in primo piano, nel senso che qualsiasi cosa, da parte nostra abbiamo avuto un obbligo di avere un'assicurazione. Bene. Prima cosa, anzi prima ancora un commercialista. Perché mentre una volta era una cosa semplicissima, se uno deve pensare che per essere mantenuti in regione, mantenuti nel senso essere iscritti in regione, ogni 3 anni bisogna fare l'aggiornamento, bisogna poi fare l'aggiornamento per il 5 per 1000 a livello nazionale, bisogna tenere una burocrazia varia del bilancio, voglio dire, se una è un'associazione di volontariato, dubito che possa andare a giocarmeli al casino, e quindi quelle sono le spese, più di avere delle fatture di carrozzine che abbiamo prese 20, quindi non una 20 nel giro di questi 10-12 anni, quindi abbiamo avuto bisogno di un commercialista, di una firma digitale, dello speed registrato, il full speed, perché non posso fare quello normale, assicurati tutti i ragazzi per forza di cose, gli spingitori che vengono nelle corse, alcuni dei familiari. Il problema è questo, che l'assicurazione costa e io più aggiungo volontari più pago. Allora uno dice, se devo spendere 3.000 euro l'anno vale la pena, per poi magari entrare in una burocrazia ancora peggiore, perché poi dipende cosa succede. Se succede una rogna, qualcuno si fa male, mi verranno incontro, ma lui è il volontario, ma lui è l'atleta, ma lui è il genitore. La burocrazia varia. Quindi capisco che tanti spariranno, sì, perché poi a meno che non trovino la scamotage di non essere più una Onlus, come siamo noi un ODV, perché ora si chiamano ODV, sì, anche quella è un'altra registrazione, perché Onlus io ho ancora la maglietta con la scritta Onlus. No, non va più bene, ODV. E anche lei. No, bisogna cambiare, Sì, però siccome questa l'ho fatta prima del cambiamento posso ancora tenerla, funziona un po' così. Se l'avessi fatta oggi, stampata oggi, no, sarei in multa, perché non deve esserci scritto ODV. Allora sentiamo, ormai siamo in chiusura, Maura Bertagnin, come vuoi chiudere, con quale messaggio ci lasci?
Allora, abbiamo parlato di tutte queste difficoltà, però bisogna che pensiamo anche positivo, no? Allora, soprattutto per queste persone. Esatto, allora io penso che da sempre il mondo va avanti grazie al volontariato, perché io sono vecchietta ormai, avevo iniziato a fare volontariato quando avevo 20 anni e già allora insomma vedevo molti gruppi che facevano tante cose, non solo nella disabilità ma in altre situazioni. E penso che questo è l'aspetto positivo che dobbiamo valorizzare. Dovremmo mandare un messaggio allo Stato e dire di togliere tutta questa parte brava, difficile. Dai Maura, dillo, dai. Io per dirti che mi trovo a gestire un po' la parte burocratica dell'associazione, faccio veramente fatica a volte perché mi richiede tantissimo tempo. Parlavamo del 5 per 1000, allora non è che ci vengono dati così i soldi, no? Bisogna dimostrare che quei soldi li abbiamo spesi facendo come giustificative, esatto, quindi relazioni, fatture per dimostrare, per dire, no? I soci devono essere registrati in un registro, allora questo ci richiede molto tempo e molta energia per farlo. Ecco, bisognerebbe tirare via questa parte qui. E lanciamo questo messaggio qui, speriamo che qualcuno lo colga. Di contro però dico che fare volontariato è una bella cosa, fare per gli altri gratuitamente è una bella cosa, al di là che ci può essere la fatica, che a volte ci arrabbiamo, no Stefano? E a volte manderemo quel paese tutto quanto, però ci crediamo tanto. Facciamo per gli altri ma c'è un grosso ritorno a noi, perché alla fine comunque stiamo bene, ecco. E l'altra cosa importante secondo me nel caso nostro è far diventare la disabilità una normalità. Ecco allora che la parola inclusività di cui si parla tanto non serve più, esatto. Sì. Questo secondo me è il grosso passaggio importante che dovremmo fare, nel momento in cui il disabile che è con noi rientra nella normalità quotidiana, non c'è più bisogno di parlare di inclusività, perché questo è il quotidiano nostro. Dovrebbe essere la normalità. Esatto, esatto. E questo secondo me è una cosa importante su cui riflettere e su questo vi lascio. Grazie. Vi chiedo di seguirci, di seguire la nostra pagina social, di contribuire col 5 per 1000 o con l'IBA bancario. O l'IBA bancario. Basta che arriva va tutto bene, non c'è nessun problema. Sai quello che mi fa arrabbiare, Stefano, e concludo? Quando ci hanno colpito con la motivazione perché ci sono i furbetti. No, perché i furbetti sono a noi in politica. A vedere i furbetti in politica invece di vedere nel mondo di volontariato, di scovare i furbetti. Ma proprio là, solo là ci sono i furbetti secondo qualcuno? Oppure dovrebbero pescare da qualche altra parte e andare a vedere, controllare qualche altra cosa? Ma Stefano? si sa che se vai a beccare, cioè a pungere il debole, chi non ha soldi, è comunque quello che ti pagherà i soldi. Più ne hai e meno pagherai. Quando non ne hai, tu, se scade una bolletta, mi sta scadendo la bolletta, bisogna che vado a pagarla velocemente. C'è chi non le paga, nel senso non le bollette ma in generale le cose, e va ben così. Purtroppo la forza del soldo ha sempre prevalso in tutte le varie volontarietà, volontario o non volontario o beneficenza. Il Dio denaro è sempre stata una cosa. Il business, il grande business. Sì. Grazie anche a Stefano Franceschini, gli amici di Diego, grazie a Maura Bertagnin, grazie anche a voi tantissimi anche questa mattina. Adesso andiamo a vedere, visto che parliamo di soldi, il vostro assegno a chi è andato. Ecco qua la nostra mamma, chiameremo mamma. Allora, mamma, c'è una sorpresa per te oggi. Tu mi hai spiegato la situazione, mi hai detto tuo marito non ce la fa, quei soldi che prendete, c'è una bambina piccola, quanto ha la bambina più piccola? 6 mesi. 6 mesi, e la più grande? 18 anni. E cosa succede? Che tuo marito purtroppo ha problemi anche con la bocca. Io ho letto il messaggio che tu mi hai mandato, che tu mi hai spiegato anche mercoledì scorso, per far capire che nonostante questo reddito di cittadinanza, che tanti contestano, ma tu mi hai sempre detto se non ci fosse quello io non saprei cosa fare, però non basta neanche quello. Cosa succede nella tua vita, Elena? E hai una bambina di pochi mesi. Succede che siamo sempre a tirare i conti a fine mese, quando riusciamo paghiamo le bollette, se no le lasciamo indietro, e abbiamo il discorso salute, che quello rimane le ultime cose da guardare. Adesso l'importante è che sia la bambina piccola, che riesca
prendersi, a mangiare, a prendersi le sue vitamine, insomma le sue cose. È successo che durante la gravidanza, comunque mio marito, avendo già problemi di salute, non mi ha comunicato dei peggioramenti che aveva e quindi si è trascurato. Per non aggravare i tuoi pensieri, lui ha taciuto che non stava bene. Esattamente, però una volta che mi sono resa conto di cosa c'era effettivamente, il discorso di curarsi è stata una cosa che rischiava anche lui di andare giù in depressione, e quindi era una cosa che ho ritenuto molto importante, chiedere aiuto. Senti mamma, cosa vuol dire avere una bambina piccola, una che va a scuola ed ha anche soddisfazioni perché è anche brava, ma soprattutto capire che questo reddito di cittadinanza, come tu mi hai sempre spiegato, è molto importante per voi, perché qualcuno ancora lo contesta, dice che non risolve il problema, che non è giusto, che dovete andare a lavorare, che non va bene. Tu cosa vuoi dire? Per me il reddito di cittadinanza è comunque molto importante, perché anche fossero 5 euro sono un piatto in tavola, un aiuto, è comunque un aiuto, quindi... Però non basta, tu hai chiesto al tuo comune, ai servizi sociali, il problema che hai, cosa ti hanno risposto? Il comune mi ha detto vedremo, faremo domanda, manderemo in commissione, nel frattempo passa tempo e ci troviamo in condizioni che stiamo ancora aspettando risposta. Allora la risposta te la diamo noi, sarà una sorpresa perché tu non sai niente, io so che fuori c'è anche tuo marito che ti aspetta, allora intanto facciamo la spesa. Adesso chiamiamo il marito, il papà. Papà, puoi entrare un secondo per piacere? Ciao, come va? Tutto ok papà? Allora io so la tua storia, la storia che ha raccontato tua moglie, tu hai grossi problemi di salute, adesso ci sono anche i denti, però avete 2 bambine piccole, anche se una non è piccola, ma sono sempre bambine, e noi abbiamo deciso di aiutarvi. Allora, perché ci vogliono fatti, non parole. Noi facciamo i fatti. Allora, mamma, questo è l'assegno della grande famiglia Rete Veneta. Papà, questo è l'assegno. Penso sia un aiuto importante che vi permetterà di respirare. Elena sta piangendo. Non serve perché è un aiuto che noi diamo. Perché piangi, mamma? Non devi piangere, è un aiuto che diamo. Quando non arriva qualcuno, sai che la grande famiglia arriva. Siete una bella coppia, una brava coppia. E perché dobbiamo non aiutarvi? Siamo qua per questo, mamma. Cosa vuoi dire? Aspettavi un regalo del genere? No, sinceramente no. Grazie di cuore, mi fate tirare un gran sospiro di sollievo. E tu papà cosa vuoi dire a questa grande famiglia che cerca in tutti i modi di esservi vicini e di cercare di aiutare queste coppie? Perché noi aiutiamo anche le coppie. Come voi che è una bella coppia, io so che tu ce l'hai messa veramente tutta, però bisogna andare avanti, hai una bambina piccola adesso, perciò papà, mi raccomando, non mollare, cosa vuoi dire? No, non ho neanche parole, ho solo da dire grazie, penso che la parola grazie sia il riempimento più che sufficiente di tutto. Papà, è più che sufficiente. Allora io vi lascio andare con le vostre cose che adesso la mamma metterà nelle borse, e tranquilli che noi ci siamo, va bene? Elena, asciugati le lacrime, basta. Ecco, perché devi andare a casa bella sorridente e le tue bimbe non ti devono piangere, va bene?